Allora, possiamo cominciare. Signori e signore, buonasera. Assieme a tutto il gruppo organizzativo vi diamo il benvenuto qui al Teatro Boccassino di Valdobbiadene. Vi ringraziamo per la numerosa presenza. Grazie al Becciolini Network siamo in streaming, per cui saluto anche il pubblico in collegamento internet. Siamo un gruppo di persone che nell'ambito di un percorso di conoscenza abbiamo sentito la necessità di approfondire un argomento di cui non si parla molto nei comuni mezzi di informazione: i biolaboratori. Questa sera avremo modo di conoscere la rilevanza di questo argomento attraverso le parole autorevoli del professor Giuseppe Tritto, che ringraziamo per aver risposto con generosità e disponibilità al nostro invito, nonostante i suoi numerosi impegni. Procedo ora con una sintetica e breve presentazione del professore. È molto breve perché se devo leggere tutte le pubblicazioni e tutti i lavori che ha fatto in giro per il mondo, praticamente sto qui mezz'ora, per cui purtroppo è stringata. Allora, Giuseppe Tritto è medico e ricercatore italiano. Da anni lavora all'estero, principalmente a Parigi, Londra e New York. Professore di microchirurgia e microtecnologie all'Aston University di Birmingham e in micro e nanotecnologie presso la Brunel University di Londra. Direttore di nanomedicina all'Amity University di Nuova Delhi, India, e vice primario alla Kamineni Institute a Hyderabad, India. Presidente di importanti accademie, associazioni e fondazioni internazionali. Alla fine della conferenza contiamo di avere un po' di spazio per eventuali domande che il pubblico può fare e vi auguro buon ascolto e propongo un caloroso applauso al professor Tritto. Bene. Mi sentite? Bene. Allora parliamo un poco a braccio. Io ho un sacco di diapositive da presentare, ma la piattaforma tecnica non è preparata per questo, però vi posso anche mandare poi delle slide dove volete, eccetera, per illustrare i concetti che vi dirò stasera. Dunque, partiamo da una cosa che è un problema scottante oggi in Italia, di cui si parla tanto, che è anche oggetto delle iniziative nel PNRR, vale a dire la creazione di laboratori BSL in Italia. BSL non vuol dire laboratori biologici come quelli dove voi andate a fare i prelievi di sangue, non ha nulla a che fare questo, sono Biosecurity Lab. Quindi sono laboratori di alta sicurezza biologica che hanno il compito di studiare germi patogeni conosciuti per l'uomo o germi che possono essere scoperti, che possono essere patogeni potenzialmente o realmente, e quindi hanno lo scopo di prevenire o predire delle epidemie o delle pandemie che possono sorgere in maniera improvvisa nelle popolazioni. Quindi sono dei laboratori che hanno un tipo di ricerca duale, come studiare dei germi estremamente patogeni che conosciamo, tipo per esempio Ebola, Zika, eccetera. L'OMS distribuisce questi ceppi nei diversi laboratori tipo BSL 3 e 4, che sono quelli di alta sicurezza, perché se uno vuol studiare, creare il virus inattivo, aggiustarlo, modificarlo, fare altre cose, quindi può studiare il virus
nella forma che viene chiamata degli pseudovirus, cioè come il virus dell'AIDS, dell'HIV, che i francesi riuscirono a creare gli pseudovirus, cioè senza la virulenza, ma con tutte le caratteristiche del virus. Quindi tu le puoi studiare a casa tua se conosci la tecnologia, però solo in laboratori di questo tipo. In più, questi laboratori sono autorizzati a studiare dei virus nuovi che possono comparire con le nuove epidemie, e cioè come è stato il SARS che è uscito da Wuhan. Quindi questi laboratori hanno un'altra caratteristica, che devono avere le biobanche, dove si mettono i virus che si conoscono, ma è l'OMS che distribuisce questi ceppi virali. Per esempio, il laboratorio a Roma dice: io voglio studiare il virus della varicella, oppure quello della polio, oppure quello della tubercolosi resistente, eccetera. Quindi chiede all'OMS di avere questi ceppi virali, che sono quindi classificati e standardizzati, e si crea la sua biobanca. Questo che cosa implica? Implica che l'OMS ogni 3 mesi invia i suoi rappresentanti a vedere: ma li avete questi campioni o non li avete? Quindi verifica lo stato della biobanca, lo stato dei campioni che stanno là e lo stato dei lavori che vengono fatti su quei campioni dati dall'OMS. Quindi siamo di fronte a procedure internazionali ben standardizzate. La classifica di questi laboratori va da BSL1 a BSL4, cioè secondo della gravità. BSL1, 2, per esempio, se vuoi studiare un test diagnostico contro il virus dell'Ebola o della polio, devi fare un test diagnostico, ti serve un peptide particolare per fare un test. Questi sono i laboratori BSL1 e 2. Poi i 3 sono quelli tipo universitario, accademico normalmente. Negli Stati Uniti ci sono tanti laboratori B3 che sono di tipo universitario, dove si fa questa ricerca molto spinta sui virus conosciuti, patogeni per l'uomo, sempre patogeni, non parliamo di virus che sono innocui, oppure dei virus che potenzialmente potrebbero essere patogeni se c'è un passaggio, per esempio, da un animale che è portatore di quel virus, che può passare sull'uomo, le cosiddette zoonosi, come si chiamano, le zoonosi. Poi hanno introdotto un BSL3 Plus, che vuol dire che tu puoi fare anche gli studi come i BSL4, che studiano i virus altamente patogeni per l'uomo, come il Marburg, come l'Ebola, eccetera. Per cui se tu prendi quel virus muori e non c'è antidoto. Quindi sono questi che possono lavorare con questo, ma se sono BSL3 Plus, sono universitari, devono per forza lavorare con i laboratori militari BSL4. Perché è una ricerca batteriologica e virale ad alto rischio, perché il virus può uscire fuori e quindi ci deve essere un meccanismo di contenimento della fuga del potenziale virus dai militari. Quindi è un problema di sicurezza nazionale. Questo voi già capite che quando tu vuoi creare dei laboratori BSL3 o 4 nel tuo paese, devi avere le autorizzazioni internazionali, cioè le autorizzazioni dall'OMS, ma devi avere anche le autorizzazioni delle autorità nel paese, a partire dal governo, ma dei ministeri adatti, per il problema della sicurezza. E qui entriamo nel concetto che è legato a questi laboratori, che è quello della biosafety e biosecurity, come si dice nel linguaggio americano. Biosicurezza non si può tradurre, in italiano c'è un solo termine, biosicurezza, che è estremamente confondente, perché dovete capire, la biosicurezza si riferisce alla sicurezza interna del laboratorio, cioè il laboratorio deve avere tutta una serie di caratteristiche che deve proteggere gli operatori all'interno che ci lavorano, quindi deve impedire che le persone si infettino o che il virus circoli all'interno del laboratorio o delle diverse aree del laboratorio. Questa è la biosecurity. E in questo l'OMS, come gli americani stessi che hanno fatto questa classificazione,
hanno delle regole molto strette. Per poter essere un laboratorio BSL3, BS4, devi avere un sacco di controlli, di strutture interne altamente sofisticate. Per esempio c'è la zona in cui tu devi maneggiare questi campioni virali, la zona dove voi vedete nelle foto, tutti si mettono gli scafandri, le tute, eccetera. Bene, allora che succede se uno non conosce come funzionano questi laboratori? Il campione viene portato dagli addetti che vanno nella banca, dove stanno questi campioni, sono cifrati i campioni, quindi l'addetto non sa che campione è, solo il codice. Prende questi campioni e li porta sul tavolo del laboratorio dove si farà l'esperimento. Entra da una linea separata. Dall'altra parte entrano i ricercatori e devono fare quella sperimentazione che viene scritta come si dice, nel libro di bordo della sperimentazione, quindi approvata dal comitato interno. Domani si farà quella sperimentazione su questi campioni virali che hanno questo codice, non è si dice o Marburg o quello, no, che hanno questo codice, e questi sono gli esperti che andranno a fare questa sperimentazione. Quindi tutti autorizzati, tutti con i badge di riconoscimento, quelli retinici, quelli dell'impronta. Quindi, allora, in quel momento, quando si fa questa sperimentazione, entrano gli sperimentatori, sono tutti scafandrati, eccetera, si fa il check prima di incominciare che tutto funziona perfettamente, che le tute sono perfettamente isolate, eccetera. A questo punto si chiude il laboratorio, cioè il laboratorio passano le scorrevoli, quelle di acciaio, eccetera, tutte étanche, come si dice, no? A tenuta stagna, che vengono chiuse completamente ed entra in funzione il gruppo che monitorizza questa attività con le videocamere. Quindi c'è il gruppo, le persone seguono dove succede e documentano tutto. Cioè voi avete il film completo di quello che succede in quell'ora, 2 ore di lavoro, quello che fanno, eccetera. Se c'è un incidente, mettiamo per caso che l'addetto ai lavori si rompe la tuta, no? Se la taglia con un bisturi, con qualche cosa, eccetera. Quindi c'è una fuga, ci sono tutti i sensori di allarme, naturalmente, l'ossigeno entra nella sala perché è tenuta stanca, quindi scattano i sensori di allarme e il sistema viene completamente isolato. Questo vuol dire che non è che se ne scappa lo sperimentatore là. Se c'è un livello di sicurezza estremamente alto, il rischio estremamente alto, il ricercatore può anche morire nel laboratorio. Capite? Quindi tutti quelli che firmano queste cose, quando si impegnano in questi lavori, hanno tutta una serie di contratti con tutto il problema che riguarda il rischio e anche il rischio di poter rimanere là aspettando che muoiano. Questo è crudele, può sembrare crudele, ma è quello che... ma sono le regole reali. Quindi quando la gente fa la sperimentazione è molto attenta, ha passato 2 o 3 giorni a riposo, non è che stanco entra e se ha dei problemi personali non va a fare un lavoro di questo tipo, perché è facile commettere degli errori strumentali. E c'è tutto un sistema di chiusura completa e di isolamento completo del sistema. Ma noi ammettiamo che il sistema non funzioni perfettamente, cioè che ogni tanto da un laboratorio all'altro c'è qualcuno che entra, che esce con le carte, ha lasciato la porta aperta della zona della biobanca, no? Non si è chiusa completamente, non ha controllato, perché noi siamo umani fondamentalmente. Quindi è possibile anche che ci sia poi una propagazione all'interno della struttura, ma anche questo, tutta la struttura ha tutta una serie di biosensori che misurano se ci sono dei livelli di inquinamento dell'ambiente. Una piccola quantità del virus e batterio ovviamente non riescono a vederlo, ma se c'è una quantità importante, c'è un segnale d'allarme, che si fa? Si immettono dei gas che sono fluorescenti e quindi si depositano sulle particelle attive. Quindi noi possiamo tracciare all'interno di questi laboratori se ci sono le particelle, si accumulano il virus che circola nell'aria e poi si deposita su un tavolo, no? Tu immetti il materiale fluorescente e vedi non si diffonde normalmente, ma ci sono delle macchie di condensazione di questo.
Quindi tu puoi capire il livello anche di inquinamento della zona. Chiaro? Allora, tutti gli operatori che stanno all'interno di questi laboratori hanno tutti i badge digitalizzati, ma anche quelli biometrici, quindi la pupilla, la retina, il codice dell'impronta, eccetera. Quindi non puoi entrare in una stanza senza questi riconoscimenti. Metti il badge dentro, riconosci, eccetera. Tutti i laboratori moderni sono così. Il laboratorio di Wuhan era stato fatto sul modello del laboratorio di Lione e era stato il professor Lima, che è il direttore del laboratorio di Lione di sicurezza BSL-4, fondato da Biomérieux, la grande compagnia francese dei vaccini, ipermoderno. Quel modello stesso fu implementato a Wuhan, visto i buoni rapporti che il CEO di Biomérieux, Mérieux, aveva con Xi Jinping, il presidente cinese. Quindi loro hanno impiegato quasi 10 anni per fare questo laboratorio nuovo e nel 2015 incominciano a trasferire tutti i dati, i campioni del vecchio laboratorio di ricerca virologico nel centro di Wuhan, quello vicino al mercato cosiddetto del pesce, al wet market di Wuhan, lo trasferiscono fuori Wuhan, dove c'è il grande campus di tecnologie, comprese quelle biomediche, e c'è questa nuova struttura fantastica che nel 2015 è già attiva. I cinesi hanno trasferito tutto nel 2015, quindi il laboratorio che stava accanto al mercato del pesce Wuhan non funzionava più, non aveva più biobanca e creano nel grande laboratorio fuori questa struttura imponente in cui c'è una zona che viene chiamata The Bank, la banca. Così tradotto poi sulla narrativa tipicamente occidentale, ho detto no, quella è la banca per i ricercatori, devono essere pagati, là c'è tanta gente. Questo per gli stupidi, naturalmente, perché bank era la biobanca dove erano conservati tutti i germi patogeni possibili e immaginabili. E infatti voi lo vedete, un cubo, è un fortilizio, poi è legato alla parte della ricerca, da una parte, e dall'altra parte è legata agli stabulari dove venivano iniettati, c'è una torretta proprio circolare, si vede molto bene, dove venivano allevati lo stabulario praticamente del laboratorio. Erano allevati i pipistrelli sia quelli che mangiavano i frutti, sia quelli che mangiavano invece gli animaletti, cioè i pipistrelli carnivori, c'erano le due. Abbiamo tutte le documentazioni su questo. C'è il gruppo Drastic, che lo trovate su YouTube, su internet, che aveva fatto uno studio dettagliato sia sui piani di costruzione del laboratorio nuovo di Wuhan, addirittura la costruzione del metro che univa il laboratorio di vecchio di virologia di Wuhan fino al nuovo, per poter trasferire tutto quello che serviva, perché questi trasferimenti è come il trasferimento di sostanze tossicologiche di tipo radioattivo, richiedono dei trasferimenti speciali, non è che puoi fare i trasferimenti come vuoi tu, ci sono i codici, i modi con cui devono essere trasferiti sia le sostanze biologicamente attive e patogene, sia le sostanze tossiche. Quindi siamo nell'ambito del trattato internazionale della Convenzione sulle armi biologiche e tossicologiche. Quindi quando entriamo in questi laboratori siamo sotto una giurisdizione internazionale che è firmata da tutti i paesi fondamentalmente delle Nazioni Unite. Allora, quindi già ci togliamo dalla testa che il virus non poteva venire dal laboratorio di virologia di Wuhan che stava accanto al mercato del pesce, perché quel laboratorio era vuoto, non c'era più niente da 2015. Chiaro questo? E voi sapete, questa è una leggenda, sin dall'inizio si è detto, ma sì, i ricercatori uscivano, si mettevano le loro fialette, perché i cinesi sono così, sono povera gente, no? Questi vanno in giro, vanno a fare la spesa con le fialette di virus in tasca, andavano al mercato di Wuhan, addirittura si compravano i pipistrelli perché dovevano fare la zuppetta dei pipistrelli, no? I pangolini, perché anche i pangolini piccoli giocano con i bambini in Cina e così. E quindi, ecco, la favola nostrana, tipicamente le leggende urbane, che la Cina è un paese sottosviluppato, no? Di tipo quasi africano medievale, dove la gente va in giro, i ricercatori,
con le fialette dei virus in tasca. Chiaro? Allora, finiamola di dire questo, perché non voglio, anche per rispetto verso un grande paese come la Cina, che ha fatto degli sforzi enormi per creare dei laboratori di altissimo livello in Asia, non solo in Cina, e dove c'è da vergognarsi, e lo dico, dei laboratori che abbiamo noi in Europa, quando vai a vedere i laboratori là. Però ci vuole che qualcuno vada là a vedere quei laboratori, realmente. E ci sono stati ricercatori occidentali, come quelli dell'Australia, che stavano nel gruppo internazionale lavorava, che hanno certificato tranquillamente che i laboratori erano di altissima sicurezza, addirittura migliori di quelli che avevano loro in Australia, senza parlare poi dei francesi, compreso anche il professor Luc Montagnier, che negli ultimi anni della sua carriera era stato visiting professor all'Istituto Pasteur a Shanghai. L'Istituto Pasteur di Shanghai ha sempre lavorato con Wuhan, è stato coinvolto nella ricerca a Wuhan, quindi Luc Montagnier sapeva perfettamente quello che accadeva a Wuhan, e quando è andato alla televisione a dire a François, ve lo ricordate, ad aprile, dice ma questi virus sono ingegnerizzati, sapeva quello che diceva, non era né vecchio né rimbambito, forse era vecchio, ma insomma molto relativo, ma non era rimbambito. E lo devo dire anche per rispetto per la sua memoria, perché Montagnier è stato un mio grande amico, anche se c'era una differenza di età. Noi abbiamo incominciato il lavoro sulle bionanotecnologie all'UNESCO quando il professor Alain Pompidou era il presidente della COMES, del comitato bioetico dell'UNESCO. Alain Pompidou era il figlio del presidente Pompidou, professore di anatomia patologica a Saint-Joseph, il gruppo Necker, il grande gruppo di ospedali di Parigi, grande esperto di biotecnologia molecolare a livello degli embrioni, quindi tutta gente di altissimo livello professionale. E quando io diventai presidente dell'Accademia Mondiale di Tecnologie Biomediche all'UNESCO, Montagnier, che aveva trasferito la sua fondazione all'UNESCO, perché aveva avuto i fondi dal premio Nobel, e quindi crea un NGO per lo studio dell'HIV lì, chiede a me se volevamo lavorare insieme sulle bionanotecnologie, perché noi eravamo esperti, soprattutto io, di bionanotecnologie. E quindi abbiamo incominciato a lavorare sul concetto che i virus potevano essere interpretati come delle bionanomacchine e quindi potevano essere ingegnerizzate in laboratorio o addirittura sintetizzate per farci delle armi biologiche. E qui veniamo a questo aspetto nuovo dei laboratori BSL-3 e 4, dove in America, ma da diversi anni, si incomincia a lavorare sulla biologia sintetica. Non so se voi avete sentito parlare di biologia sintetica. Quando gli Stati Uniti hanno lanciato il grande programma per la decodificazione del DNA umano, c'era il professor Bender, che era un grande biochimico, era riuscito a capire come si poteva frammentare, tagliare il DNA in pezzettini e poi ricostruire. E all'epoca con Celera Genomics crea questo grande software di questo DNA in pezzettini, con le tecniche biochimiche li taglio. Poi dico al computer, fammi tutte le possibili ricombinazioni possibili che si possono attaccare ai diversi pezzi e quindi mi dai tutte le sequenze possibili e immaginabili. E lui scopre in questo modo che c'erano diverse possibilità con cui i pezzettini si potevano unire fra di loro. E gli viene in testa, e se io uso questo nuovo DNA che ho creato in laboratorio, il computer mi dice che ho creato, lo metto in una cellula, svuoto il nucleo, ci metto questo DNA, vediamo che succede. E lui incomincia in questo modo, è il padre della biologia sintetica, a dire, bene, noi con le tecniche attuali possiamo sintetizzare in vitro, quindi è come quando fabbrichi una molecola biochimica, il meccanismo è quello. Io non faccio altro che sulla console del computer scrivo il messaggio, cioè è il nostro software, l'alfabeto, non faccio una serie di lettere una dopo l'altra, le metto insieme, questo corrisponde a quello che ho studiato prima,
e dico alla macchina, bene, stampami tutte queste sequenze nucleotidiche che io poi vado a mettere in una cellula che è svuotata del suo DNA e vedo che succede nella cellula, come cambia la cellula. È un'idea molto geniale, era lui che avrebbe dovuto avere il premio Nobel per la medicina o per la biofisica. Il problema è che questo è di grande interesse per i militari. Infatti i militari in America subito prendono Craig Venter, aspetta, questo è fantastico per noi, qui noi possiamo anche capire qual è il minimo numero di nucleotidi che servono per permettere a una cellula di esistere. Ed è quello che fa Craig Venter e crea la prima cellula artificiale, cosiddetta cellula sintetica, con un numero minimo di nucleotidi del suo DNA che permettono alla cellula di esistere, di moltiplicarsi, sopravvivere, eccetera. Quindi noi oggi sappiamo, una cellula qualunque, che c'è un minimo di nucleotidi con queste sequenze particolari che permettono a questa cellula di sopravvivere. Quindi lui crea la prima cellula sintetica umana. Ma nello stesso tempo Craig Venter è arrivato a una potenza importante, perché è lui che ha decodificato non tutto, perché quando noi parliamo di decodificazione la gente non sa quello che si dice. Tu pensi che tu hai decodificato tutta la stringa? No. È quella che produce le proteine, perché noi siamo esseri che producono proteine. Il nostro corpo. Quindi noi siamo capaci di questa parte, che è quella che controlla la produzione di proteine nel nostro organismo. Poi c'è tutta un'altra parte del DNA, che un tempo era chiamato il DNA junk DNA, cioè il DNA pubelle, cioè quello non si capisce cosa serve, non serve a niente. Ed è una parte importante del DNA, non è piccola, più del 90% del DNA che è junk DNA. Vedi come sono stupidi i biologi, quando non sanno che dire ti dicono non servono a niente, no? In realtà oggi abbiamo incominciato a capire che questo DNA è la parte più importante. È la nostra library, cioè proprio la nostra biblioteca universale. In questo DNA noi abbiamo tutte le regole di funzionamento del DNA, regole matematiche, parliamo di regole degli algoritmi, come si dice oggi. Abbiamo tutti gli aspetti del DNA degli insetti, dei serpenti, cioè di tutti gli esseri che stanno al di sotto di noi nella scala biologica del nostro pianeta, anche quelli delle piante, per cui noi abbiamo questa library che è nel nostro DNA. In più, e questa è un'altra scoperta che è avvenuta dopo, abbiamo un 8% del nostro DNA che è molto strano, perché è l'8% di cosiddetti virus, retrovirus ancestrali, gli endovirus ancestrali, cioè nello sviluppo, nella biologia evolutiva dell'essere umano, nel passato, noi siamo stati esposti a dei virus dell'epoca, cioè parliamo di milioni di anni, no? Che sono poi entrati nel nostro DNA e si sono installati là. Noi li abbiamo catturati, presi dentro e sono entrati e rappresentano l'8% del nostro DNA. Quindi se qualcuno aveva un'idea molto strana della specie umana, eccetera, già noi siamo simbiotici perché abbiamo 6 trilioni di batteri e virus che stanno nel nostro corpo e vivono con noi. Quindi figurati se tu ti devi spaventare di un virus che ti vuole uccidere quando ne hai tanti nel tuo corpo. Basterebbe anche migliorare questi virus e batteri che stanno nel tuo corpo, con la microbiotica, con tutta l'alimentazione di altro tipo a livello intestinale, e tu puoi bloccare qualunque infezione vuoi. Solo che noi siamo ignoranti, non conosciamo tanto di questo. Per oggi sappiamo che molti virus possono dare le malattie come le encefalopatie di tipo senile, come l'Alzheimer, eccetera. Oggi cominciamo a creare connessioni fra il bioma intestinale e quello cerebrale. Quindi dobbiamo stare attenti, noi siamo dei simbioti. 6 trilioni di virus e batteri che stanno nel nostro corpo e che vivono tranquillamente. E vi dico una cosa molto banale, che se uno vuole fare gli studi, ma insomma, noi dobbiamo anche semplificare le cose. Bene. C'è uno studio fatto ad Harvard, bellissimo, che ha studiato la patina della nostra lingua. Vi ricordate quando si andava al dottore, il dottore antico, cioè quelli che studiavano,
Cioè, metti la lingua fuori, vediamo che cos'hai. Ah, tu sei malato, tu hai questo, hai quest'altro. Perché erano bravi i dottori dell'epoca, perché studiavano i pazienti, no? Vedevano i pazienti. Allora, ad Harvard hanno studiato il bioma, cioè questo film che ognuno di noi ha, della lingua. Bene, abbiamo fondamentalmente una trentina fra batteri e virus che vivono nella nostra lingua. Più o meno sono sempre quelli. Vivono uno accanto all'altro. Voi immaginate come state voi, no? C'è quel gruppo là che è colorato in verde, cioè noi li coloriamo così per far vedere, quello in rosso, eccetera, stanno tutti insieme e vivono in maniera cooperativa insieme. Quando è arrivato il SARS-2, subito ad Harvard hanno detto, beh, andiamo a vedere i pazienti malati che succede sul loro bioma linguale. Quindi hanno fatto le foto, hanno colorato con dei coloranti fluorescenti molto banali, quindi niente. Hanno trovato che l'80% del bioma della lingua spariva per effetto di questo virus predatore che era arrivato come alien, no? Virus predatore che arriva là, si fa spazio e fa sparire un certo numero di virus e batteri, ma non tutti. Ci sono quelli che lì rimangono e che quindi tollerano e controllano, mi capite? Allora, se qualcuno ha studiato i pazienti che avevano il SARS, come io ho fatto, come penso tanti altri colleghi, si vedevano che i pazienti attivi con il SARS, che avevano la febbre, eccetera, avevano la sintomatologia, avevano delle macchiette bianche sulla loro lingua, che erano le zone di cluster laddove c'era quel virus là. Allora, se tu facevi i lavaggi con acqua ossigenata 10 volumi, l'acqua ossigenata 10 volumi banale, regolarmente, dopo 3-4 giorni, oppure l'acqua iodata con lo iodio, no? con i disinfettanti a base iodio, questo spariva. Lo stesso lo potevi fare nel naso, l'hanno fatto anche i cardiologi come McCulloch negli Stati Uniti, eccetera, addirittura spruzzavano lo iodio nebulizzato nei polmoni, eccetera, per far sparire questi virus. Ok? Sparivano, non è che morivano. Quindi togliamoci anche dalla testa un'altra favola, che soprattutto non ti dovevi lavare e pulire, dovevi stare solo a casa isolato, non dovevi prendere il sole perché sennò la tua vitamina D3 saliva troppo e quindi non andava bene, e che per carità non si doveva pulire il naso, nessuno vi ha spiegato. Vi hanno detto alla televisione le misure igieniche che andavano prese? Che bisognava pulire le toilette dove? Che era il laboratorio ad alto rischio nelle famiglie, erano le toilette, perché andava il bambino che aveva l'infezione virale intestinale, quindi faceva la cacchetta, e poi andava il nonno poverino là, eccetera, e stava un po' più tempo perché era stitico, eccetera, e si beccava i virus del nipotino. E nessuna visione. Ma andate a pulire le toilette, ma nel modo giusto, perché non serve a niente mettere i disinfettanti cosiddetti chimici, eccetera. Tu devi usare il disinfettante che è capace di neutralizzare quel tipo di virus. Non so se voi avete mai avuto la nozione che il virus dell'HIV dopo i 40 gradi temperatura muore. Quindi tu hai trattato una persona malata di HIV, l'hai trattata a casa, sei andato, eccetera, ti lavi le mani a 40 gradi per 5 minuti, fai passare l'acqua corrente e hai ucciso il virus dell'HIV. Come la gente che ha avuto i rapporti sessuali con delle persone potenzialmente a rischio si prende, prima di avere il rapporto sessuale omosessuale, il Bactrim, che voi tutti conoscete, che è un antivirale potentissimo contro l'HIV. Quindi tu te lo prendi la sera prima, oppure il giorno quando devi avere il rapporto sessuale con un paziente, mettiamo, se tu sei omosessuale con un altro omosessuale che è a rischio, che potenzialmente potrebbe avere, vedi, e non ti becchi l'HIV. Ve l'hanno spiegato queste cose, non ve l'hanno mai dette, no? Sembra che noi viviamo nella medicina dei santoni, dei guru, di una medicina strana sulla quale non si deve mai fare una riflessione, mentre le basi normali dell'igiene sanitaria e dell'ambiente sono fondamentali. Come pure nessuno probabilmente vi ha detto che questo virus, il SARS-2, veniva inattivato dalle radiazioni ultraviolette. Voi sapete ci sono due picche di radiazioni ultraviolette, e allora nelle zone di affollamento, cioè negli alberghi, nei ristoranti, quando si andava a cena la sera,
E santa miseria, non bisognava mettere i plexigas, queste stupidaggini che soltanto gli idioti, perché uno deve vedere cosa rimane sul plexigas dopo, andate a fare gli studi, spruzzate con le sostanze fluorescenti e vedete quello che trovate, fate i tamponi là lì sopra, e trovate. Invece bisogna mettere gli schermi di lampade a bronzare, eccetera, tarandole su uno dei due picchi dell'ultravioletto. Ebbene, in 15 minuti l'ambiente era neutralizzato. Se c'erano dei virus, questi morivano. Ovviamente, abbastanza larghi per coprire tutta la superficie dell'ambiente. Bastava questo per permettere a tutta la gente di dire: andate in santa pace a mangiare e a bere nei ristoranti come prima, e anche se tu sei portatore e respiri, c'è però lì la radiazione ultravioletta che lo uccide. In Giappone, negli aeroporti, hanno messo nelle toilette degli aeroporti le lampade di questo tipo, perché era una zona di passaggio incredibile, tutti vanno, quando viaggi, no? La prima cosa, scendi dall'aereo, subito vai alla toilette, eccetera. Quindi hanno messo queste cose, perché avete visto a Roma che hanno messo questo? Lì stavano gli scemi con i termometrini, che non servono a niente, questi qua non servono a niente, perché uno deve sapere che quando hai un'infezione virale in fase di incubazione, la tua temperatura si abbassa, non sale. Sale quando hai un'infezione batterica secondaria a quella virale, ma allora hai un'infezione in atto, hai febbre alta, tossisci, stai a casa, non viaggi, no? Mi sembra ovvio. Oppure lo vedi subito, non hai bisogno, parli, vedi che quello ti tossisce addosso, lo metti subito in quarantena. Quindi stiamo con questi apparecchietti idioti e soprattutto la mascherina, no? Allora, dovete sapere una cosa, e questo l'hanno scoperto, non abbiamo scoperto noi, però io ho lavorato tanto sull'infrarosso, sugli umani, dico sugli umani come me, siamo una specie tutta particolare, eccetera. Allora, nelle infezioni virali tipo respiratorio, come è stato la SARS-1, la MERS, poi quelle aviarie, no, che abbiamo avuto in tutte le zoonosi secondarie, dunque, quando c'è questa infiammazione respiratoria delle vie alte, si infiamma la zona, quella che noi chiamiamo la farfalla del viso. Tu hai una farfalla del viso, la mascherina, quella che noi chiamiamo la mascherina nel viso, che all'infrarosso tu hai la mascherina tua normale e permetti di differenziare l'uomo dalla donna pure, perché la mascherina dell'uomo è diversa da quella della donna, l'infrarosso è normale. Prendi una camera infrarosso qualunque. Bene. Quando avevi un'infezione virale, non batterica, virale, da SARS-like, questi qua, la tua mascherina cambiava. Quindi tu potevi fare una diagnostica di questo tipo che tu, anche se non avevi la sintomatologia, però eri portatore del virus nelle vie respiratorie alte. La SARS-1 e poi la MERS, gli ungheresi, che tutti dicono perché tutti identificano l'Ungheria con Orban, no, Orban sarà il capo del governo, non c'entra niente, però i ricercatori ungheresi hanno avuto anche i premi Nobel in medicina, Chantal Gottai, tutti gli altri, quindi c'è una grande tradizione. Avevano fatto gli studi insieme ai cinesi e poi gli americani dall'altra parte, noi in mezzo, noi come Watt in mezzo, avevamo il laboratorio lì, all'Istituto di Tecnologia di Budapest, hanno creato l'infrarosso, la camera infrarosso portatile, dinamica, c'era anche il robot che poteva girare intorno a te, che misurava la mascherina in tempo reale. Quindi avevano messo le mascherine all'inizio, quando c'è stata l'aviaria, la suina, eccetera, agli aeroporti, perché entravano negli aeroporti e poteva essere una zoonosi di questi virus, sono tutti la stessa famiglia, tranne quelli influenzali, ma siamo sempre là. Oggi puoi differenziare, quindi se uno è interessato può contattare il professor Mihaly, non ricordo più adesso il nome perché sono vecchio, Mihaly Sashki, che è professore di biofisica all'Istituto di Tecnologia di Budapest, che ha creato questo apparecchio, che noi abbiamo utilizzato in sala operatoria per la microchirurgia, per esempio per l'infertilità, per la temperatura testicolare, misurare questo in sala operatoria, quindi sono apparecchi che esistono, non è che sono strani, eccetera, e che ora l'Istituto di Fisica
di fisica degli atleti di sport nazionale ungherese utilizza per tutti gli atleti per misurare il loro livello di attività o se hanno delle infezioni secondarie tipo respiratorio, perché per gli atleti questo è importante. Quindi sono degli apparecchi utilizzati, standardizzati, che hanno il riconoscimento europeo. Poi abbiamo gli equivalenti in Cina, delle scienze di Pechino, alla Bio Company dell'Istituto della Vita a Pechino, equivalente negli Stati Uniti, che è stato creato sotto l'egida militare, sta a Bethesda, cioè al centro tumori americano, quello importante, a Bethesda, e hanno questi apparecchi a infrarosso che permettono di misurare queste cose. Quindi sono 3 tecnologie diverse, costruite fondamentalmente sugli stessi principi, ma con dei microchip di analisi termica diversi. Il più performante è quello ungherese. Perché? Perché è attivo, cioè nel senso loro lanciano dei fotoni infrarosso, cioè la luce, i quanti di luce infrarosso sulla persona, e vedono la... è dinamico. Quelli cinesi sono invece total body, cioè hai proprio lo scanner, tu entri nella camera termostatata a una temperatura, spogli completamente nudo e ti fanno lo scan completo del tuo corpo. E addirittura per gli atleti sul tapis roulant in movimento tu puoi vedere i muscoli che si attivano e non si attivano e a che livello si attivano, e quindi se per esempio vuoi vedere il grasso delle donne e poi vedere come si scioglie con i trattamenti ormonali eccetera, questo lo puoi vedere tranquillamente. Quando noi abbiamo chiesto in Europa di utilizzare questi strumenti per le diagnostiche di questo tipo, ci hanno detto a tutti i livelli in Europa no, perché abbiamo gli strumenti alternativi, abbiamo le risonanze magnetiche, abbiamo le TAC che costano moltissimo, hanno un costo di manutenzione enorme, a differenza degli altri apparecchi che costavano molto meno, e poi erano di tecnologia, tranne quello ungherese, non europeo, e quindi bisognava importare. Oggi gli americani hanno creato la grande library di tutte le immagini a infrarosso nel mondo di tutte le patologie esistenti umane, a Bethesda, e abbiamo contribuito a questo. A Budapest viene applicato in tutti gli ospedali normali, e in Cina ci sono 150 ospedali, più 150, che utilizzano questa tecnologia per lo screening. Quando vi raccontano ah, ma in Cina adesso hanno messo tutti sotto controllo, vedete con le camere tutti sotto controllo perché devono vedere dove sta. Non vi raccontano che ci sono le camere a infrarosso per questo, per vedere quelli che sono infetti, perché la popolazione è numerosa in Cina, non puoi fare il distanziamento cosiddetto sociale, ti fa ridere, no? Vai in Cina, la gente dice ma tu sei malato di testa, distanziamento sociale, lì non hanno manco, capito? Però hanno le camere nelle grandi città, nelle grandi arterie eccetera, che scansionano il viso della gente, non è per il riconoscimento della persona, tu ti immagini in Cina tanti milioni di abitanti che stanno in riconoscimento, è da ridere, no, fanno il riconoscimento infrarosso, che serve a trovare le persone che sono malate o infette di malattie virali, perché questo è un grosso problema in paesi con un'alta densità di popolazione, soprattutto le grandi città. Allora, contare le storie dei primitivi. Qui primitivi non ce ne sono, né quelli che stanno in Occidente, che sanno le cose, né tantomeno dall'altra parte dei paesi. Non ci sono primitivi. Vanno tutti nello spazio, vanno tutti sulla Luna, vanno tutti su Marte, hanno delle università che fanno paura, perché oggi vai a vedere università in Cina o in India, tu te ne scappi perché hai vergogna di essere europeo, perché non hai le cose che hanno loro. Certo, in India trovi la gente per strada, no? I bambini che ti tirano i pantaloni perché vogliono avere qualcosa, la povertà esiste. Ma oggi esiste anche da noi la povertà. Li vedete i barboni che stanno per strada e che nessuno li toglie dalla strada? Perché noi che siamo un paesi ricchi dobbiamo tollerare questo, la gente che muore di fame? E più quelli che muoiono di fame nella loro dignità perché li abbiamo messi in crisi sociale. Dobbiamo stare attenti noi a quello che diciamo, perché gli altri paesi poi non si dimenticano le offese che hanno ricevuto. Allora,
perché siamo in una tensione pericolosa Occidente con i paesi BRICS, eccetera. Quelli sono 2/3 del mondo, ricordiamoci, sono 2/3 del mondo e non hanno bisogno di invadere l'Occidente. La Cina non ha bisogno di invadere l'Occidente. Certo, vuol commercializzare, perché i cinesi hanno sempre fatto, ma loro non hanno voglia di venire qua, è sufficiente là dove stanno, è sufficiente là dove stanno, anche come mercato. Bene, ritorniamo ai nostri laboratori. A Wuhan viene fatto, come vi ho detto, dopo abbiamo questo laboratorio ipermoderno che sta a Wuhan. Voi direte, ma perché Wuhan? Ve lo ricordate quando tutti incominciavano a dire, ma chi è Wuhan? Cos'è Wuhan? Dove sta? Dove non sta? Tutti a vedere sulla carta geografica, no? Perché Wuhan? Perché Wuhan è nel crossroad, come si dice, cioè nell'incrocio, nel Carrefour, della zona verso il mare, diciamo subtropicale, quindi quando a Pechino neve, giù nel sud della Cina vai a farti i bagni, no? Quindi centrale, una città di commercio con il mondo occidentale dell'epoca. Nel 1920 c'è un famoso articolo sul giornale, mi pare il Chicago Tribune, non mi viene a nome, ma l'avevo scritto nel libro, che nel 1920 parla delle attività dell'Inghilterra, eccetera, su Wuhan, dei paesi occidentali. Addirittura le uova prodotte a Wuhan venivano esportate negli Stati Uniti. Le uova delle galline, da lì andavano là. Insomma, ci voleva un lungo periodo di tempo, chissà come arrivavano queste uova, però le compravano da là, è ufficiale. E come veniva soprannominata Wuhan? La Chicago della Cina. Questo vi dice già tutto. Quello che si faceva a Wuhan erano traffici di qualunque tipo con le grandi compagnie coloniali che andavano là, prendevano la roba dalla Cina, quello serviva, lo portavano nei paesi occidentali, si negoziava, sia a incominciare dall'oppio fino a tante altre cose, pulite o meno pulite, che arrivavano in Occidente e soprattutto in America. Quindi vecchia conoscenza degli americani, anche degli inglesi, anche dei francesi, anche dei tedeschi, sono le grandi potenze coloniali che andavano a rompere le scatole, diciamo la verità, ai cinesi là, i cinesi sopportavano da anni. Bene. Allora, dice Wuhan, anche perché per il governo cinese era diventato strategico fare da raccordo fra il nord e il sud della Cina, quindi Wuhan, grande polo di sviluppo tecnologico. Quindi il governo cinese dice noi dobbiamo fare un laboratorio P4, il primo in Asia, il primo in Cina, siamo una grande potenza mondiale, abbiamo diritto di avere un laboratorio P4 dall'OMS. Pagano l'OMS, perché i cinesi sono pratici, sanno che per avere qualcosa bisogna pagare gli occidentali, no? Quindi sono arrivati 30 milioni di dollari, c'era già, dopo arriviamo a Bill Gates, non ti preoccupare. Allora, i cinesi hanno fatto il loro gioco, no? Volevano un laboratorio P4, era giusto che lo avevano, potenza internazionale, anche in competizione con gli Stati Uniti, Russia, eccetera, quindi lo chiedono, ma laboratorio lo chiedono all'OMS, quindi è un laboratorio OMS. Non è un laboratorio cinese, la Cina ospita un laboratorio OMS. Allora la sua responsabilità non è del lavoro interno, che è regolato dall'OMS, ma della biosafety, cioè se per caso scappa qualcosa e va a inquinare o a colpire la popolazione, l'ambiente intorno al laboratorio, questa è responsabilità del paese Cina. Ma se tutte le verifiche che il laboratorio funziona bene, è a norma, ci sono tutte le chiusure giuste, come vi ho detto, eccetera, se c'è una fuga interna, un incidente interno, è responsabilità dell'OMS, è responsabilità dell'OMS, ok? Siamo chiari su questo. E il laboratorio non è un laboratorio cinese, è un laboratorio OMS. Per questo l'OMS è impegnato sin dall'inizio, è coinvolto sin dall'inizio nella storia di Wuhan. Allora,
Torniamo un po' al rapporto con l'Italietta, no? La nostra bella Italia, cioè io da italiano sono contentissimo, poi gli italiani sono delle persone meravigliose per me. Il popolo italiano non ha nulla a che fare con chi dirige il paese, personalmente. E sono tutte persone eccezionali, io tutti gli italiani che ho visto all'estero, tutte persone che si fanno rispettare, che si fanno valere, sono tutti top level. Voi dove andate trovate degli italiani nel settore scientifico, medio, tecnologico, sono tutti livello alto, non c'è un livello basso. Anche quegli studenti che vanno a fare carriera fuori perché non trovano lavoro qua, sono stato recentemente alle Hague per la denuncia abbiamo fatto alla Corte internazionale dell'Hague per quelli che hanno creato il laboratorio a Wuhan, e in un ristorante, stava nel centro di Le Hague, c'era una ragazza, era un ristorante italiano, siamo andati a mangiare in un ristorante italiano, gli amici francesi e inglesi. Beh, allora questa ragazza che serviva era italiana, ho cominciato a parlare, veniva dalla Sicilia, dico, ma tu che stai a fare? Dice, no, io sono venuto qui a studiare all'università perché non avevo la possibilità, faceva economia internazionale, quindi verso lo sistema diplomatico, dice, e qui sono stato accettato, in Sicilia non c'è nessuna scuola di questo tipo, dice, però, dato che sono venuta da sola, quindi ho una borsa di studio che è quella che è, la sera lavoro anche nel ristorante per aggiungere un po' di denaro per me, capito? Questi sono gli italiani che stanno fuori e di cui nessuno si occupa. Noi ci dovremmo vergognare che abbiamo gli italiani brillanti che vengono accettati fuori e di cui noi ignoriamo tutto. Io vi posso dire, in 18 anni, che sono stato capo dell'uroandrologia a Parigi, conosciuto a livello mondiale, ho fatto 3 ospedali importanti, Saint-Antoine, Tenon e Saint-Louis. Saint-Louis capo della chirurgia uroandrologica a Parigi. Avevo liste d'attesa di 1 anno da tutta la Francia, facevo anche i transessuali, visto che siamo nella moda adesso di parlare di queste cose, sappiamo di che cosa parliamo. E c'è tanta infertilità sui maschi, siamo stati i primi a dire il 50% dell'infertilità era maschile, i maschi andavano operati, eccetera, eccetera. Sono diventato il numero 1 in Francia, a Parigi, che già tutto dire, nell'ambiente voi conoscete, penso bene, il sistema francese, ma poi sono diventato il numero 1 a livello mondiale. Ho pubblicato le cose, la gente dice chi è questo titolo, non sappiamo, è un impostore. C'è gente che ha scritto in Italia, questo titolo è un impostore, già non conosce l'italiano, perché impostore vuol dire che stai al posto di un'altra persona. Beh, guardate, mi potete toccare, in carne ed ossa sono quello che sono, ok? E prendo la responsabilità di quello che dico. Gli altri si prendono la stessa responsabilità, perché un giorno o l'altro i nostri avvocati, perché noi abbiamo le nostre organizzazioni internazionali con i nostri avvocati internazionali, poi qualche volta qualcuno si potrà girare e dire, beh, adesso stanghiamo quella persona là, perché non si possono diffamare le persone. I confronti, vedete, come oggi, io sto con voi. Uno si può alzare e dice, professor Tritto, lei non mi ha convinto, lei mi deve dire questo, io sto qua, non sto da un'altra parte. E tra parentesi sono senza conflitti di interesse. Non ho mai avuto, né io, né la nostra organizzazione, un solo conflitto di interesse. Noi non abbiamo mai preso soldi dall'industria farmaceutica. Non abbiamo mai preso soldi dagli enti pubblici che imponevano certe cose. Abbiamo fatto dei programmi europei che abbiamo vinto regolarmente. Abbiamo fatto i programmi internazionali per aiutare i paesi del terzo mondo. Noi abbiamo i programmi con la Cina, abbiamo avuto, con l'Accademia delle Scienze. Siamo state l'unica organizzazione che ha fatto il primo congresso sulle biotecnologie internazionali a Pechino, l'unica NGO occidentale che nel 2013 ha fatto il congresso all'Accademia delle Scienze di Pechino, l'unica al mondo. Poi tu, giornalista italiano, di chi che sia, non lo sai, sono problemi tuoi. Sei tu che non sai. Chiedi agli altri e la gente ti dirà, ma certo. Mi ricordo che è stato un giornalista di sinistra che mi ha interrogato, io stavo in macchina, e dice, ma lei è il professor Tritto che ha messo una protesi del glande in un paziente italiano? Dico, sì, mi ha invitato un collega di Frosinone, aveva un paziente amputato del glande,
Noi avevamo creato un glande artificiale con una protesi silicone che si mette sotto la pelle, quindi crei, e dà la forma del glande. Quindi questo collega mi disse: Giuseppe, visto che avete fatto questo, lo vuoi venire a fare da me? Quindi poi c'è stato un giornaletto, il Frosinone, che ha scritto: abbiamo fatto questo primo intervento in Italia. Quindi quel giornalista è andato a vedere quel fatto là. Dico sì. Dice: quindi ma lei è andrologo, non è virologo? Dico: guardi, a dire la verità, gli urologi si occupano di malattie sessualmente trasmissibili, quindi noi l'HIV, l'AIDS, sin dall'inizio l'abbiamo trattato, ne sappiamo più noi perché avevamo i pazienti ogni giorno, no? Bene. Poi dice: ma lei è vaccinato? Oh Madonna! Dico: no. Oh, come mai? Come mai? No, sai come mai? Non sai. Dico: ma è molto semplice. Dico: io adesso ho detto: ma questo lo devo prendere per i fondelli. Allora dico: no, io non mi potevo vaccinare perché sa una malattia rara, che è quella delle emoagglutinine fredde, che noi studiamo in nefrologia per altre cose. Dico: quindi se io faccio il vaccino ho subito una coagulazione intravascolare disseminata e quindi i trombi che passano. Non è vero, per carità, però gliel'ho buttato, ho detto: questo è ignorante e lo devo trattare da ignorante, no? Allora dice: veramente? Dice: quindi lei ha l'esenzione dal sistema sanitario? Dico: no. Come mai? Come mai non ha l'esenzione? Cioè lei è fuori legge, ormai deve essere arrestato. Come diceva qualcun altro, andate a mandare i carabinieri a casa, arrestare quelli che non si vogliono vaccinare. Perché qui siamo nella follia più totale, intendiamoci. Adesso dovremmo dire noi ai carabinieri di andare a arrestare quelle persone che hanno raccontato delle cose false. Delle cose false. E sono responsabili della disinformazione e della morte delle persone che, credendo... Come? No, aspetta, guarda. Ricordati, c'è un detto cinese: il tuo nemico lo devi vedere passare lungo la corrente del fiume, tu ti metti sulla sponda e aspetti che passa, e passerà il cadavere del tuo nemico. Abbi pazienza, abbi pazienza. Allora questo dice: lei come non ha? Dico: no, è molto semplice. Dice: ma come mai? Dico: ma è molto semplice, io sono iscritto al servizio sanitario francese. Io ho lavorato 18 anni in Francia, la mia pensione è francese, non è italiana, quindi io ho il mio tesserino sanitario che è francese. Dico: quindi se lei vuole, chieda al sistema sanitario francese, chieda la copia del mio dossier e va a verificare, non c'è problema. Allora silenzio assoluto dall'altra parte. Allora poi dico: guardi, tanto per farla breve, dico perché sto in macchina, non voglio perdere tempo, dico: le dico una cosa, il suo presidente Napolitano mi ha dato qualche anno fa il premio Dorso, che è della Fondazione Dorso per il Mezzogiorno, che è stata creata da Napolitano, poi tutti la gente eccetera, come ambasciatore del Mezzogiorno nel mondo, perché sono nato in Puglia. Dico: il suo presidente mi ha dato il premio chiedendo anche l'avviso del capo del governo, che all'epoca era Monti, che mi conosceva perché andavo spesso a Bruxelles quando lui era commissario, e che Monti disse: sì, il professor Tritto lo conosciamo perfettamente, lui è presidente dell'Accademia a Parigi, eccetera, eccetera. Quindi io ho avuto un premio che non ho chiesto, non è che interessava avere un premio, non so che farmi dei premi, eccetera. Dico: guardate, il suo presidente mi ha dato il premio come ambasciatore del Mezzogiorno nel mondo per la ricerca biomedica. Dico: quindi se lei vuole avere il mio CV, vada alla Fondazione Dorso e ha il mio CV ufficiale, cioè quello verificato dalle strutture del paese, dalle istituzioni del paese. Come un'altra cosa, e lo dico alla gente che adesso sta attaccando noi perché incominciamo a parlare di cose estremamente sensibili, cioè dell'implicazione del Pentagono, dell'Istituto Pasteur, di Moderna, eccetera, nell'origine del virus a Wuhan, mettendo fuori le carte, come stanno facendo anche alcuni repubblicani, come Rand Paul, eccetera. Noi abbiamo depositato alla Corte dell'Aia, che è la Corte internazionale penale, non la parte civile, penale dell'Aia, che è la Corte delle Nazioni Unite,
un dossier in cui noi accusiamo quelli che sono stati gli artefici della creazione del virus artificiale a Wuhan. Ok? Allora, alla Corte bisogna dare nome e cognome delle persone, perché il meccanismo è questo qua. Non solo che tu presenti il dossier, devi motivare, devi dire chi sei. La Corte ha un ufficio di informatica, che è una specie di ufficio di intelligence, la Corte, che primo screena chi tu sei. Se tu quello che hai scritto è vero, cioè la Corte ha detto, qui c'è l'Accademia Mondiale, con i nomi e presidente, eccetera, che dice questo, ma questa accademia è vero che esiste, è vero che non esiste, è vero che è un NGO, eccetera. Se tu fai un falso alla Corte, la Corte ti denunzia immediatamente, sei arrestato immediatamente, ti arriva all'Interpol e ti arresta, ok? Quindi noi abbiamo un dossier che è stato validato dalla Corte internazionale, senza parlare di altre cose, e poi la Corte ha registrato il nostro dossier perché ha trovato che le motivazioni scientifiche del dossier tecniche non potevano essere invalidate. Tant'è vero che la Corte ci ha chiamato, ha detto, voi avete messo 9 nomi di grandi personalità, compreso il direttore dell'OMS, compresi i 2 consiglieri, ex consiglieri di Biden, cioè Anthony Fauci e Frank Collins, eccetera. Dice, ma vi rendete conto perché avete fatto questo? Perché voi siete un organismo non governativo, state nel sistema delle nazioni. Perché qual è la vostra finalità? I giudici hanno chiesto questo. In maniera informale sono scesi, hanno detto, uno dei giudici là che rappresentava la Corte, ha detto, ma Giuseppe, ma per quale motivo tu fai questa azione? Qual è il tuo scopo? E io ho detto, il nostro scopo non è di far condannare questa gente, perché voi avete la prassi e dobbiamo mettere i nomi. Il nostro scopo è di dire che si è creato un crimine biologico, biocrime, nei laboratori di ricerca di tipo duale, cioè questi laboratori P3 P4. Allora, la Corte ha il compito di definire i crimini contro l'umanità sia in periodo di guerra che in periodo di pace. Però loro parlano di crimine, cioè non c'è l'aggettivo che qualifica il crimine. Noi abbiamo detto, oggi ci troviamo di fronte a un crimine nuovo, che è quello di gente che con la biologia sintetica crea questi ricombinanti chimerici che non esistono in natura, quindi dei virus nuovi, in laboratorio, patogeni per le cellule umane, perché fai lo studio in vitro e sugli animali, patogene, e che un giorno possono scappare. Allora abbiamo posto alla Corte, vuoi definire che cosa vuol dire biocrimine? Perché in equivalenza a quello che fece Oppenheimer quando creò la bomba atomica. Il presidente americano chiamò Los Alamos, disse, beh, e questa pila atomica è stata fatta da Fermi, la possiamo trasformare anche in un'arma? E Oppenheimer, Fermi no, ma Oppenheimer disse certo. Dice allora falla. Ma Oppenheimer, quando ha preso quella decisione, era tranquillamente consapevole e responsabile, stava creando un'arma di deterrenza sulle popolazioni. Quindi voi pensate che questa persona non era colpevole? Dici, vabbè, ma è stato costretto. No, aspetta, questo è un problema di coscienza. E come tu vieni da me, anch'io nei laboratori che noi frequentiamo siamo capaci di creare armi biologiche. Noi, anche Giuseppe Tritto, da solo, come scemo della compagnia, può creare un'arma biologica in laboratorio. Lo so fare perché sono professore di bionanotecnologie, quindi so perfettamente come trasformare un virus in una macchina bionano. Ok? Bene. Allora, se io lo faccio, secondo voi, merito di essere sparato? Certo. Perché so quello che sto facendo. Merito di essere condannato? Certo. Perché ho deciso di fare questo, ho fatto il disegno anche, ho fatto il progetto. Oppenheimer fece il progetto della bomba atomica, quanto doveva essere grande, quanto doveva essere fatta, come doveva essere fatta, e poi l'hanno costruita. E nelle mani poi del mondo politico, che succede? C'è una decisione politica. Come è successo con la storia del SARS-2, che c'è stata una decisione politica di fare il cover-up. Quando il virus è uscito, i virus sono usciti a Wuhan, la Cina ha preso tempo, ha chiamato Tedros, ha detto aspetta, possiamo cercare di regolare il problema localmente.
E Tedros ha aspettato, trovando tutta una serie di scuse. Quando poi non era più possibile attendere, Xi Jinping ha inviato i militari medici a Wuhan, che hanno fatto la chiusura intorno, hanno inviato il tenente colonnello Qin Wei, che era un grande medico militare, che aveva già fatto la campagna in Africa contro l'Ebola. Aveva creato i vaccini contro l'Ebola africano, perché i cinesi vanno là a lavorare, quindi loro hanno bisogno di creare i vaccini per i loro lavoratori che vanno in Africa. Quindi la cinese Qin Wei era molto esperta di come andavano trattati questi virus nuovi e sapeva quello che avveniva a Wuhan, perché c'era la cooperazione militare cino-americana, e quindi è andata là e ha fatto il cordone sanitario. Ma i cinesi sapevano quello che era uscito là, perché come ho scritto nel mio libro uscirono due forme del virus, la forma L e la forma S. Quindi non è mai uscito il virus madre. A Wuhan già si clonava il virus che tu avevi creato, poi lo clonavi sotto categorie, quello più virulento, quello che ha questa caratteristica più simpatica, che è la proteina spike un po' più attiva, più forte, no? Quando si lega, oppure quello che ha il nucleocapside, che chissà che cosa farà dopo quando si moltiplica, no? Tante varianti. Questo è semplice da fare in biologia sintesi, semplice. Per chi sa fare queste cose è semplice. Allora, stranamente, a Wuhan scappano due virus, L ed S, cloni di un virus madre che nessuno aveva. E come mai escono due virus? Guarda, estremamente solo quelli. Ma se c'è stato un incidente, una fuga nel laboratorio Wuhan, le biobanche stanno là, no? Se c'è una fuga dalla biobanca, esce 1, 2, 3, 4, escono tutti i virus, più o meno. Non è che escono, stranamente escono solo quei due, ricombinanti chimerici fatti là all'ultima generazione. E i cinesi subito hanno creato i test per separare le due forme. La forma molto virulenta che colpì Wuhan subito, ve lo ricordate? I video che uscivano, la gente moriva per strada, cadeva per strada, e quindi isolavano i pazienti nei loro appartamenti, li muravano vivi all'inizio, e poi dopo hanno creato gli ospedali da campo fuori, i lazzaretti, dove portavano i pazienti che avevano la forma molto virulenta, che sapevano che non poteva scampare. Tanto i cinesi stessi, i virologi che avevano creato quelle cose là, la Xi Jinli e Guo Deijin, scrivono a Nature a gennaio, dice: noi, i virologi cinesi, diciamo che questo virus è nuovo e lo chiamiamo H, human, quindi c'è la trasmissione interumana. Questo è il 6 gennaio del 2022. Human, new CoV. Questa è la sigla del virus e siamo noi che abbiamo isolato il virus. Perché i cinesi dicono questo? Ve lo ponete il problema? Cioè, quello che è accusato dagli americani si accusa da solo? Dice sì, siamo noi che abbiamo isolato il virus e lo chiamiamo così. No, perché dovete sapere che c'è una regola. Quando esce un'epidemia in un paese qualunque e il paese isola il virus che è responsabile di quell'epidemia, lui è padrone di quel virus, ha la proprietà intellettuale del virus. Allora il meccanismo vuole, tu hai isolato il virus là dove c'è il focolaio e devi dare una copia del virus all'OMS, perché sono gli accordi internazionali. Però non è proprio così, perché l'OMS, che è una business organizzazione adesso, che succede? La Cina dice, beh, io ho isolato il virus, è mio, perché è proprietà mia, perché è sul mio suolo, proprietà mia. Allora io te lo do, però tu mi devi dare la leadership della campagna vaccinale dei vaccini che saranno costruiti contro il virus. Quindi mi devi far coordinare tutta la campagna vaccinale mondiale, noi siamo i primi a farlo, con gli altri insieme, per carità, tutti devono mangiare la stessa mangiatoia, però il vaccino è il nostro. Ve lo ricordate la Cina? Sinvac subito, noi siamo pronti. Possiamo fare il virus tradizionale, ma per fare il virus tradizionale devi aver isolato, ma tu ce l'hai il virus madre dentro, mi hai capito che voglio dire? Non ti interessano le forme che sono uscite. Hai il virus tradizionale, su quello puoi fare il Sinvac tuo.
60% di efficacità, perché comunque è sintetico, hai capito? Però tu lo puoi fare. Ma noi occidentali, io non te lo do fino a quando tu non mi dai il business, ti prendi il mio vaccino. Allora che succede? Perché questa è la realtà delle cose, questo in un periodo di 2 mesi neanche, gennaio-febbraio, c'è tutta questa negoziazione sotto. Mentre noi stavamo aspettando, lo ricordate? Vero, non si sa, sto mercato del pesce, mannaggia ai cinesi che si mangiano i pipistrelli, poi c'è anche i pangolini, si sono incontrati, no? Le orgette notturne, poi è scappato, le zoonosi, tutte queste chiacchiere da vendere, le favolette da vendere ai bambini, no? Questo sì lo potete raccontare ai vostri bambini, se avete bambini piccoli, la sera prima di addormentarsi, la storia della Cina, no? Del pangolino e pipistrello, e si incontrano, bellissimo, l'ho detto tante volte, no? Ecco, bene. Allora, Tedros è in imbarazzo perché lui è stato nominato insieme dagli americani e ai francesi, ma anche dai cinesi, poi hanno avuto i soldi là. E poi ci sono anche i soldi Bill Gates là, dice no, ma qui dobbiamo stare attenti, aspettiamo. E a un certo punto gli americani dicono no, questa denominazione del virus proposta ai cinesi non può essere valida. E quindi attraverso l'Istituto Internazionale di Tassonomia Virale, cioè proprio un istituto internazionale scientifico che dice quel virus si chiama così, quell'altro si chiama così, ci sono tutti esperti internazionali. No, assolutamente. Non si può chiamare così il virus come vogliono i cinesi. In questo consiglio chi sta? Il famoso professor Ralph Baric, quello della North Carolina, che è uno degli inventori del virus di Wuhan. Quello che faceva i topolini umanizzati, no? Che cercava i SARS da 1990, pubblicava questo, faceva i SARS che davano le cardiomiopatie nei conigli sperimentali e quindi li uccideva i conigli, cardiomiopatie fulminanti. Andate a vedere Ralph Baric, North Carolina, professore di virologia, i primi esperimenti che lui faceva da quando era giovane, 90, che con i SARS, la famiglia di SARS, prendeva, li modificava, li ingegnerizzava in maniera che diventassero molto virulenti e dava le cardiomiopatie fulminanti nei conigli da esperimento. Sai, i conigli bianchi, i poveri coniglietti, steccati proprio, come i nostri ragazzi. Come i nostri ragazzi. Non c'è differenza, è la stessa famiglia di virus. Poi naturalmente la gente evolve perché insomma non puoi brevettare il coniglio modificato che muore, no? Capito? In termini di business. E quindi si inventa il topo umanizzato. Gli americani vanno forti da questo punto di vista, creano questi modelli di topi umanizzati con dei geni umani che mettono dentro. Allora fanno il topo umanizzato con il recettore dell'ACE2, quello famoso del virus di entrata, SARS, e poi il topo umanizzato con i geni dell'immunità naturale umana. Ok? Cioè, tutti questi nel 2015 Baric mostra che prendendo questi virus SARS-like lui è capace di di uccidere questi topi umanizzati o l'ACE2 oppure di renderli paralizzati, cioè di avere neuropatie. Bene. La Cigilli, questo lo pubblica nel 2015. I grandi biologi del mondo, mi congratulo con i biologi, se ci sono i biologi qua, ma insomma la maggior parte dei biologi internazionali plaudono a questa bellissima ricerca di Ralph Baric. Dico, Ralph Baric dovrebbe avere il premio Nobel per la biologia perché vedi, stende i topolini umanizzati proprio da stangate e questi crepano. Bene, con questa ingegneria dei SARS. E allora la Xi Jinping, che è brava là in Cina, dice e io no, anch'io voglio fare la stessa cosa. E quindi con l'accordo che c'è fra gli Stati Uniti e la Cina, perché voi dovete sapere a partire del 2014-2017 Obama aveva fatto la moratoria per bloccare la ricerca sui SARS, sui MERS e sui virus dell'influenza H5N1 perché c'erano state le fughe nei laboratori CDC americani, come ci sarà poi nel 2019 la fuga a Fort Detrick. Quindi hanno paura perché la gente si è ammalata in America, c'è gente che è morta nella zona intorno, nessuno dice niente, ma c'è stato
addirittura un centro di riposo per anziani, erano 45 anziani vicino a uno dei centri CDC, che sono morti tutti quanti per l'infezione dei virus e sono usciti. Sono morti tutti quanti. Voi avete un report di questo sui giornali occidentali? L'America è perfetta, però gli americani lo dicono comunque. Se tu vai a vedere, gli americani lo dicono. Stranamente gli americani sono così. Ti dicono tutto, anche le infamie che fanno, però le dicono. In Europa invece noi abbiamo la decenza, dice no, gli americani non si toccano, non possiamo dire, no, guarda, possiamo mangiare gli insetti che loro propongono, ma non si dice, noi non possiamo dire, perché siamo pagati da loro, diciamo la verità, no? Io sono stato sempre filoamericano, quindi non è quello il problema, ho un'educazione di tipo americano, quindi posso dire queste cose. Il comportamento sbagliato è quello degli occidentali europei rispetto agli americani, perché loro sappiamo quello che sono e quello che fanno, capito? E poi sono la più grande potenza mondiale, quindi si possono permettere quello che vogliono, per tanti altri motivi. Bene, non è vero dal punto di vista etico, però. Allora, gli americani non potevano più continuare quella ricerca a rischio sui SARS, perché c'era la moratoria di Obama, poi tutti questi ricercatori, tutti democratici, stranamente, no? Tutti sponsorizzati da Fauci, eccetera, le tecniche di gain of function, che sono nate sotto Fauci, che ha sponsorizzato questi laboratori qua, dice, beh, che facciamo? Mica qui non abbiamo più i soldi. Allora, andiamo in Cina, facciamo l'accordo con la Cina, i buoni rapporti che Fauci ha con il direttore del CDC cinese, cioè l'equivalente del loro gruppo, il professor Gao, che si era formato negli Stati Uniti all'Università di Galveston nel Texas, quindi di formazione americana, filo occidentale, molto legato alla fazione del Partito Comunista Cinese del vecchio presidente, vecchio primo ministro Jiming. Sapete, Jiming era quello che aveva liberalizzato la Cina per l'economia di mercato, però era stato anche responsabile di Tiananmen. Poi era caduto per la storia di Tiananmen, era passato Juntao, e questa in Cina viene chiamata la Gang di Shanghai. La Gang di Shanghai, non il partito, la Gang di Shanghai, che controlla tutto il centro-sud della Cina. E guarda caso, questa Gang di Shanghai, che esprime sempre dei ministri, fino al 2022, ha espresso ministro della sanità, ministro dell'industria e ministro dell'innovazione tecnologica. Tutti ragioni. Erano quelli che controllavano i laboratori Wuhan. Il direttore, i vice direttori, il capo della sicurezza di Wuhan erano tutti della Gang di Shanghai. Quindi non era Pechino centrale, il Partito Comunista, che controllava lì Wuhan dal punto di vista proprio gerarchico, eccetera. Capite? Allora, i democratici, quindi attraverso Fauci, eccetera, sono d'accordo con Gao per gestire tutta l'operazione di Wuhan e di fare anche la ricerca militare, perché nel frattempo Fauci è diventato la colonna militare dell'NIH, dell'Istituto Nazionale di Sanità. Quando nel 2002-2003 il presidente Bush, in seguito agli attentati, eccetera, lancia la campagna che si chiama il progetto BioShield degli Stati Uniti. È il progetto per dire di difesa degli Stati Uniti da un attacco bioterroristico. C'era antrace e tutte le solite storie. E quindi si mette in atto un programma enorme, con un mare di fondi enormi, e il Pentagono, che deve ovviamente, insieme alle agenzie della sicurezza nazionale, quindi del governo, direttamente al Ministero della Difesa, eccetera, eccetera, e però si dice, vabbè, ma se arriva un virus qua che è un gruppo bioterroristico, come hanno fatto sulle torri, buttano dei virus qua, come facciamo, eccetera, ci vuole una branca medica. Quindi si decide, si chiama Fauci, Bush chiama Fauci, dice, senti, dobbiamo nominare il nuovo direttore dell'NIH. Allora, ti nominiamo direttore dell'NIH e tu lasci la direzione del NIAID. E Fauci risponde, questo è ufficiale, ci sono su internet, voi trovate questi dati. Perdete un po' di tempo, qualche giornata li trovate tutti quanti, ufficiali, sui documenti del governo americano. Allora Fauci dice, no, ma io voglio tutte e due. Sì, perché Fauci è italo-americano,
capisci? A certi geni particolari, non vogliamo entrare nei particolari, anch'io sono mezzo italoamericano, appunto per quel conosco, però potrei fare la fine di Falcone, tanto per dire dove stiamo situati, no? Perché bisogna anche dire dove uno è situato rispetto agli altri. Bene, allora Fauci dice no, io voglio tutti e due. E Bush gli risponde no, puoi avere uno solo. E guarda caso Fauci non accetta di diventare direttore dell'NIH, dice no, io rimango direttore del NIAD, perché lui sa che il Pentagono utilizzerà il NIAD delle malattie infettive eccetera come arma, come bioweaponization, diciamo noi, la biomilitarizzazione dell'NIH, con dei fondi illimitati. Sai cosa vuol dire fondi illimitati? Illimitati, perché la maggior parte del bilancio, voi sapete, del Pentagono è oscuro, non è controllata da nessuno, quindi è illimitata. La più grossa macchina da guerra del mondo, di produzione, di creazione anche di guerre, eccetera, il Pentagono, quindi ha dei fondi paurosi. E dice no, io rimango là. Vabbè, Bush, perfetto. Si fa l'audit per la creazione di questa agenzia di biodifesa dello SHIELD americano, e quindi ufficialmente Fauci viene interrogato dalla commissione americana, perché gli americani fanno le commissioni, quindi è tutto in realtà molto trasparente come meccanismo, per dire ma tu te la senti di fare questo lavoro, di occuparti della biodifense del paese? E Fauci risponde sì, e dice ma tu devi dipendere dal tuo capo, da Collins? Dice no, questo è diretto con me, cioè io prendo soldi al Pentagono direttamente a me, Collins non c'entra niente, l'NIH mantiene i suoi fondi, questo è scritto nero su bianco. Allora la gente dice sì, ma se capita un problema biologico negli Stati Uniti, no, di qualcuno eccetera, come ci difendiamo? Qual è la sua strategia? E lui dice benissimo, noi abbiamo delle tecniche oggi di neutralizzazione di possibili virus che possono essere fabbricati dalla Russia, dalla Cina, dalla Corea del Nord eccetera, perché abbiamo scoperto le tecniche di gain of function che stiamo già utilizzando per i fatti nostri con la biologia sintetica. Loro sono i primi al mondo, ci sono 159 laboratori di biologia sintetica negli Stati Uniti in network oggi, tutti nascosti. Cioè il RESO è stato pubblicato da Craig Venter quando fece una conferenza, che gli dissero ma a che punto stiamo a biologia sintetica? E lui mostra una bellissima immagine, il network dei laboratori praticamente militari degli Stati Uniti sulla biologia sintetica, 159 laboratori. Ok? Ma questo vi parlo di qualche anno fa, adesso saranno molti di più. Però ce ne sono 336 in Asia, tutti tipo duale militare creati dagli americani in Asia. Ci sono una cinquantina, una sessantina in Africa e adesso vogliono aumentare il numero dei laboratori in Europa. C'è stata la pubblicazione del King College in Inghilterra con i soldi di una università americana governativa che ha pubblicato, dice beh adesso dobbiamo fare lo screening dei BSL laboratory in Europa, sono una cinquantina in Europa e dobbiamo arrivare almeno a 69. E sai il paese che ha meno laboratori di tutti fondamentalmente? Indovinate chi è? Eh sì, lo scemo della compagnia, no? Come si dice. Allora, bisogna rinforzare il paese Italia, giustamente, perché l'Italia è un paese strategico, perché bisogna contrastare la colonizzazione cinese dell'Africa. 14 paesi africani sono sotto il controllo economico della Cina e gli Stati Uniti devono bloccare questo meccanismo. Il capo delle forze armate americane, in un'udienza al Senato recente, ha detto chiaramente sì, la nostra strategia è di intensificare la presenza dei laboratori biologici nel Mediterraneo, eccetera, per far fronte alla colonizzazione cinese dell'Africa. Detto papale. E allora in Italia come si fanno a fare questi laboratori? Madonna mia, l'Italia non ha soldi, non ha expertise, perché noi, grazie a Dio, non sappiamo fare le guerre, no? Poi siamo un paese, e fino a prova contraria,
io vorrei dire, evidentemente la gente non conosce i trattati, neanche quelli che dirigono il paese, ma l'Italia è uno dei paesi che ha perso la guerra. È ancora sotto il regime di demilitarizzazione, cioè l'Italia non si può armare direttamente. C'è ancora questa legge delle Nazioni Unite, non è stata mai abolita. Infatti vi ricordate, noi siamo andati sempre nel mondo missioni di pace, ma per forza, perché tu eri interdetto di andare a fare missioni di guerra, noi avevamo sempre missioni di pace, no? Era così, da ridere. Poi improvvisamente l'America ha deciso e vi dovete riarmare, quindi ha dato il permesso al Giappone, che sta riarmando pesantemente, alla Germania, che sta riarmando pesantemente, e poi all'Italia. Mannaggia, il problema è quello dell'Italia. Non abbiamo centri di ricerca, non produciamo ricerca perché è solo importata, basta vedere quanti soldi vengono dati per la ricerca in Italia, siamo peggio, cioè forse nei paesi africani, già in Nigeria sicuramente c'è molto più denaro per fare la ricerca biomedica che non... ok. E allora, la NATO. L'Italia fa parte della NATO. La NATO che Trump voleva eliminare, aveva detto ma basta, finitela, no? Siamo sempre noi che paghiamo per la NATO per voi, adesso incomincia a pagare voi stessi per la vostra difesa. Vi ricordate quando disse alla Merkel? Mo incomincia già a darmi i soldi che io ti ho dato e tanto tempo, e incomincia a farti e i tedeschi poi sono bravi, subito hanno detto 100 miliardi per il riarmo della Germania. Appena gli hai detto guarda ti puoi muovere, subito la Germania 100 miliardi per noi, 100 miliardi per noi, chiedendo il permesso a nessuno. No, ma aspetta, tu sei un paese sotto il regime di disarmo perché hai perso la guerra, devi chiedere alle Nazioni Unite il permesso di riarmarti. No, questo è indifferente. L'Europa applaude benissimo la Germania, 100 miliardi, forse darà qualcosa anche a noi, eccetera, ma non è così. La Francia che ha il suo armamento nucleare, e chi la tocca la Francia? Quelli hanno già le loro cose, non c'è problema. E poi c'è l'Italia. E l'Italia come facciamo? Questi non hanno niente, siamo noi che diamo i soldi all'Italia per l'esercito, abbiamo tutto l'armamento, vai a vedere, guarda, è da ridere, io che conosco benissimo il mondo militare italiano come di altri paesi, quando vedi l'armamento è tutto americano. Cioè dai fucili, FAD, cioè sotto la copertura NATO, è tutta tecnologia americana. E poi noi vendiamo comunque le armi, perché abbiamo la più grossa industria, la Leonardo, che è una delle più grosse industrie di vendita di armi belliche nel mondo, i terzi in Europa. C'è Inghilterra, Francia e Italia, terzi. Quindi noi facciamo un sacco di soldi là. Se vogliamo recuperare dei soldi per le necessità del paese, cioè io darei un consiglio molto banale, ma la gente lo sa perfettamente, ai governanti italiani: prendete i soldi Leonardo che guadagna un sacco di soldi dalle armi e li mettete nel paese, no? Beh, adesso abbiamo un ministro, mi pare, della difesa che era già conosciuto come un broker di armi, e quindi è diventato ministro della difesa con un conflitto di interesse pauroso. Ma non è solo. Draghi aveva creato il consorzio di biotecnologie per la figlia, tuttora, che unisce tutti quelli che devono fare i vaccini a RNA messaggero. C'è un consorzio misto, addirittura l'ha fatto passare questo consorzio sulla commissione, sai, la commissione dei servizi, quella dove stava, mi pare, D'Alema, non mi ricordo come si chiama la commissione, per poter validare l'utilizzo pubblico di questo consorzio. Altro conflitto pauroso di interesse di cui nessuno si è mai preoccupato, che è una bella operazione, perché poi questo gruppo riceverà i soldi del PNRR, già sicuro. Bene. Allora ritorniamo a questa povera Italia. Come dobbiamo fare l'Italia diventi una vera portaerei americana contro, perché è l'Africa il target, ok? Mo gli dobbiamo fare pure i laboratori nuovi agli italiani. Vabbè, una parte dei laboratori li può dare Big Pharma, quindi cominciamo a creare questi grandi centri di ricerca detti italiani per produrre che cosa? Dei vaccini
RNA messaggeri, detti vaccini, che non sono vaccini, voi lo sapete, RNA messaggero. Quindi mettiamo un centro là, un centro là, un centro là, lo spot a Siena, lo spot a Trieste, questo è Big Pharma. E per far questo, insomma, ci vuole un pilota che non può essere italiano, perché come al solito gli italiani, sai, è un po' i napoletani, ti dicono dammi i soldi, quanti soldi mi dai? Tanto, e te lo faccio. Dico no, ma ti posso dare di me? No, non ti preoccupare, te lo faccio lo stesso. E poi vedi, dopo qualche anno non c'è mai niente, no? Ma gli americani sono seri, cioè ti do i soldi ma tu mi devi fare, quello che ti dico io. E quindi ci deve essere un loro emissario che si devono togliere dai piedi in America, perché in America la situazione sta precipitando. E volete sapere chi arriva in Italia? Oh, bravo! I Tony Fauci, no? Allora Fauci arriva e insomma per dargli un ruolo poi si prende Siena, dove c'è già un biohub che era GSK, Siena e GSK, no? Quindi grande laboratorio americano che aveva comprato sclavo, cioè ci avevano liberato, era l'unica industria che faceva i vaccini in Italia, presa dagli americani, e là stanno e finanziano tutta l'università, là fondamentalmente, ma diventa una fondazione privata, è ovvio, perché devi fare il business, mica lo dai all'università, no, il business, bene. Allora, bisogna dare un ruolo a Fauci e Fauci viene chiamato come consigliere del consiglio di amministrazione in questa fondazione a scopo gratuito. Grande cuore, no? Scopo gratuito. Beh, lui porta però Pfizer e tutti gli altri, stanno tutti già là, no? Stanno tutti già là, già da prima. Poi GSK lo stesso, bene? E però, insomma, sta cosa un po' gratuita, bisogna dargli comunque un ruolo, no? Allora, l'Università di Siena, nella sua grande magnanimità, l'esperienza di tutti i grandi professori che stanno là, eccetera, dicono, beh, diamo una laurea honoris causa che sarà data il 17 giugno a Campo di Marte, non so come si chiama, il campo dove fanno il palio, ci sarà una grande manifestazione, il premio all'università, poi tutti gli universitari, i ragazzi universitari invitati là per fare la festa. A chi? A un criminale contro l'umanità che noi abbiamo denunziato. Io ho detto a tutti quanti, il 17 io vengo a Siena, noi facciamo un premio per tutti i medici italiani che hanno lavorato per queste cose. La mattina paghiamo noi, paga la WAT questo premio, neanche gli italiani che stanno là, paghiamo noi, e diamo un premio di riconoscimento agli italiani medici e alle associazioni che sono impegnate nella lotta per il Covid e dopo, per il post vaccino. Scegliamo noi la gente da premiare. E diciamo una cosa, gli altri stanno premiando un criminale contro l'umanità. Noi abbiamo depositato il dossier, cioè noi ci abbiamo messo la faccia. Voi lo volete? Per carità, io come rispetto i terapiattisti, per carità, non ho niente da dire se qualcuno sceglie un'altra visione delle cose, della vita, eccetera. Però noi siamo diversi. E lo dobbiamo dire, perché è la coscienza dei nostri figli. Non può una persona che ha creato 18 milioni di morti, sapendo quello che faceva, perché il trasferimento di queste tecnologie dagli Stati Uniti alla Cina era per fare armi biologiche. Oggi Rand Paul ha mostrato i documenti al Senato americano che c'era UNAIDS, agenzia americana di aiuto, che ha dato i soldi alla una delle grandi università militari mediche cinesi per fare armi biologiche a Wuhan. Ma che altro dobbiamo mostrare di più, no? E Fauci perché se ne va? Perché non è più consigliere di Biden, ha perso la copertura e se passano i repubblicani lui va davanti alla Corte di Giustizia e va in carcere. Allora, noi dobbiamo salvare i criminali? E allora quelli che sono morti? E quelli che stanno ammalati per effetto del Covid e per effetto dei vaccini, che vaccini non sono, che cosa facciamo in questa gente? Non devono avere nessun riconoscimento? Ebbene, che Fauci si rimbocchi le maniche e incomincia a dire come possiamo guarire questa gente.
perché lui non ce l'ha la soluzione. Questo è il problema. Non c'è la soluzione oggi a questi pazienti. Dobbiamo fare i protocolli nuovi, sperimentare dei farmaci nuovi, investire il denaro nella ricerca su queste cose, non per creare i laboratori RNA messaggero, che se li facciano a casa loro gli altri. Allora, naturalmente, se io parlo così, la gente dice questo è matto da legare, poi per giunta avremo tanta ricerca, tanti ragazzi lavoreranno nella ricerca. Ma quale ricerca? Cioè, dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi a creare armi biologiche? Noi possiamo insegnare questo, però non per farle, per trovare i sistemi per neutralizzare, perché quello è successo dopo Wuhan, che nessuno era pronto. Anche gli americani, quando hanno proposto questi farmaci, erano i farmaci che dovevano essere utilizzati dai militari per un periodo breve di tempo, 3 mesi, erano farmaci a tempo che proteggevano i militari applicando la teoria della guerra non guerra del famoso teorico cinese, no? Della famosa arte della guerra, che gli americani studiano tutti a West Point, tutti studiano il libricino di Sun Tzu della guerra non guerra. Nel 2015 i cinesi pubblicano nel loro programma governativo quinquennale, dicono bene, adesso anche i militari devono aprire un nuovo settore, che è quello della biologia. Sono 6 settori, hanno aggiunto il 7º, pubblicato ufficialmente. E in questo settore noi dobbiamo ragionare come possiamo utilizzare la biologia come un deterrente biologico di guerra contro il nemico. E quindi noi dobbiamo inventare delle armi biologiche che ci permettono di conquistare il nemico senza colpo ferire. Io infetto il nemico, stanno tutti ammalati, compresi i giovani, e arrivo con le mie forze armate che hanno l'antidoto o hanno fatto il loro vaccino dentro coperto, si vince la guerra, si occupa, poi i militari me li ritiro, che poi crepano o no, non ha importanza, quelle sono le casualty militari, quindi per loro quelle sono unità di guerra che poi se muoiono non succede niente, mi hai capito? Perché nell'ottica dei cinesi conquistare Taiwan senza fare la guerra. Lo pubblico, 2015 viene pubblicato. E gli americani, sai, che non ci stanno perché monitorizzano, dice, ma se questi hanno pubblicato questo e poi dicono che noi possiamo creare armi biologiche di tipo etnico. Sapete vuol dire etnico? Ti facciamo lo screening genetico delle popolazioni, dei cluster e ti faccio l'arma apposta per te. Cioè fra le tante persone qui ci saranno 5, 6, mettiamo, etnie diverse in termini genetici, allora io aggiusto quella a 1, quindi spargo il virus, creperanno solo quelli che sono affini. È chiaro come funziona? Allora i cinesi per primo mettono nero su bianco su un documento ufficiale che si possono creare delle armi biologiche di tipo etnico. Interessante questo. Ma gli americani l'hanno già detto nel 2002 questo. Cioè, loro anticipano, devo dire la verità, sono bravissimi a anticipare. È come Bill Gates quando nella sfera di cristallo ti dice aspetta, guarda, fra poco ti arriva un virus X e tutti a dire no, ma questa era una battuta, sai, hanno fatto la simulazione. Ma adesso ha fatto l'ultima simulazione, la SERS viene chiamata, S-E-R, SERS, S. Che è il virus di ultima generazione che arriverà, l'ha già annunziato, fine 2024 o inizio 2025, insomma si può mantenere un certo shift, e il virus sarà speciale, cioè sarà respiratorio ed enterico, cioè non fai in tempo manco a respirare che devi andare subito alla toilette di corsa, poverino, no, è drammatico, no? È un misto di Ebola, perché aveva le enteriti emorragiche, più quello respiratorio modificato. Questo è uno scenario. Vi do una notizia che è una chicca, che c'è un altro scenario del cosiddetto virus A3, cioè un virus che combina le caratteristiche del SARS-2, del virus dell'HIV e di un terzo virus che è stato sviluppato dal professor
BNAS a New York, che uno di quei retrovirus ancestrali che noi abbiamo nel nostro DNA, che questo altro criminale ha isolato, ha modificato e ha clonato in vitro a New York, e che ha dimostrato che è molto virulento sulle cellule umane. E quindi lui ha proposto, beh, se noi combiniamo queste caratteristiche fantastiche di questi 3 virus, no? Che sono diverse, le combiniamo insieme, è una bestia. Quindi abbiamo la bestia già pronta. Ora, io vi chiedo veramente, andate a vedere su internet le cose che vi dico. Dovete andare a vedere, perché solo per curiosità, o ai vostri figli, chi fa l'università, dice: senti, vammi a cercare questo nome e metti fuori le cose che fa questo personaggio. Dovete sapere, BNAS è quello che ha creato l'Omicron. Tutti vi dicono Covid. No, il Covid è finito da tanto tempo. L'Omicron è un'altra cosa. Oggi tutti noi siamo infetti da Omicron. L'Omicron gira, è contagiosissimo, però ha una scarsa virulenza, è fatto apposta solo per marcare, perché ha le stesse caratteristiche SARS-2, ha il sito di clivaggio della furina, quindi si replica come SARS-2 e quindi lascia una traccia nel tuo genoma. È il marcaggio di massa di un virus che poco, ovviamente se sei immunodepresso puoi farti la malattia e puoi andare a finire in terapia intensiva. Allora, l'Omicron è stato creato nel laboratorio di BNAS a luglio dell'anno scorso. Poi arriva l'altra leggenda urbana, perché di leggende, ma veramente mi sembra la storia, sai, le favole, no? Quando eravamo bambini studiavamo le favole di Pinocchio, favole di Biancani. Oggi sono queste favole qua, possiamo fare il libricino delle favole dei virus, questi animaletti strani che girano dappertutto, si vedono e non si vedono, eccetera. Bene, allora, lui fa questo virus, prende il SARS-2, lo modifica, e anziché modificare la parte 2, cioè della proteina spike, hai S1 e S2, e in mezzo hai il sito di clivaggio della furina, modifica la parte S1, che è quella responsabile della contagiosità. La modifica fa 20 modificazioni, 20 piccole cose, cioè hai 2-3 aminoacidi, ricambi un po' di qua, un po' di là, sembrano piccoli, sembra una cosa da niente, sai, questi divertimenti come il logo, no? Metti là, il pazzolo, eccetera, e si fa rapidamente, eh? In una settimana tu hai il virus che vuoi, in laboratorio, bello testato. Bene. Allora lui fa 20 modifiche. A luglio pubblica. Se ha pubblicato a luglio vuol dire che almeno ha lavorato 6 mesi prima, ok? Inizio 2022, quindi era previsto, come l'hanno detto, c'era il famoso articolo della la sequenza presentata dalla John Hopkins, quando fecero la simulazione per il primo virus che annunziarono, c'era la sequenza temporale dei virus con i nomi greci che sarebbero usciti, e poi a un certo punto a metà della sequenza trovi Omicron. Quindi non è falso, quelle sembrano delle battute, i cospirazionisti, no, quelli sono documenti dei gruppi che ci lavorano, quindi vabbè. Ma per loro è normale, cioè è come la lista della spesa. Faccio questo, poi faccio quest'altro, capisci? Sono biologi, dice, dimmi quello che vuoi, io te lo faccio. Allora lui pubblica a luglio e a ottobre in Sudafrica un povero malato di HIV morente, cioè praticamente quasi zombie, che sta morendo, e gli trovano per caso, non si sa per quale motivo, sono andato a vedere se aveva la SARS-2, figurati, uno malato di Covid e sta morendo, uno deve andare a cercare altri virus che stavano lì dentro, e si scopre, ma c'è questo nuovo virus, SARS-like, eccetera, che chiamiamo Omicron. Allora il paziente muore, il medico che ha isolato questo virus subito famoso in Sudafrica, eccetera, poi è sparito, cioè adesso non si sa più dove è andato a finire. Ovviamente si è fatto una passeggiata nel bush sudafricano e nessuno l'ha più trovato, anche questo è vero. E però 10 giorni dopo avevamo il virus a New York, a Londra e a Parigi.
certo. I droni, i piccoli Concorde che ormai girano dappertutto, i virus prendono i Concorde, vanno in giro e si fermano dove vogliono, e naturalmente il turismo va nell'altro senso, no? Da Sudafrica vai nel mondo occidentale, eccetera. E questo è l'Omicron. Ma l'Omicron ha una capacità di replicazione che è paurosa. Noi siamo passati da 2.4 della replicazione virale del virus di Wuhan a 5.6 di replicazione virale del famoso Delta. Lo ricordate la Delta che uccideva tanto? Oggi abbiamo sull'Omicron, perché ormai ce ne sono tante varianti, va da 10 a 18, a seconda del sito, dell'ambiente dove vai, del tipo di ceppo umano o animale dove vai. Quindi oggi siamo sottoposti a questa ondata di Omicron che gira dappertutto, che per fortuna non fa male, ma è quello che noi chiamiamo in gergo di armi biologiche un tracciante, cioè quello che noi chiamiamo un biosensor. È un tracciante che tu immetti, va a finire nel posto giusto, tipo Trojan Horse, e sta lì ad aspettare. Però se tu fai lo screening genetico di quella persona, di quell'altro, vedi, ma lui è lui è marcato, è diverso dall'altro che non è marcato. Per questo oggi hanno tutti quanti paura dei non vaccinati, che anche se poi si possono prendere l'Omicron, però non hanno quello di prima. Quindi sono speciali. Allora questi sono un problema oggi a livello di sanità internazionale, che abbiamo questa corte speciale di pazienti che non si sono vaccinati o che hanno fatto il Covid prima e sono risultati immunizzati. Questo dà fastidio. Questa è una classe che deve sparire. Ve lo dico perché lo dice l'OMS, non lo dico io, hanno fatto l'Assemblea Generale, ho detto il problema grave oggi per poter omogeneizzare la popolazione mondiale sui vaccini prossimi verranno sono i non vaccinati oppure quelli che hanno fatto il Covid e si sono immunizzati. Perché sono diversi? E lo possiamo vedere che sono diversi sul loro genoma. Mi capite? Non so se io vi do dei messaggi e non posso andare oltre, però cerco di farvi capire qual è la situazione attuale. Allora, dell'Omicron non dovete avere paura. Vabbè, hanno marcato. Vabbè, come dire, fai il piccolo tatuaggio, ho fatto il tattoo, ok, marcato. Sta là. Però l'industria farmaceutica sa quello che sta là. E se un giorno vuol creare dei problemi attraverso la catena del cibo o dei farmaci per altre cose, per esempio per il diabete, metti un farmaco nuovo che però guarda caso va anche ad agire su quella zona, su quel Trojan Horse che ti hanno messo per attivarla. Capite il gioco? Perché Big Pharma vuol fare quello, vuol medicalizzare tutto il mondo, punto e basta. Non è che loro sono cattivi, nel senso, dice però mettiamo tutti sotto farmaco, non se ne parla più e gestiamo noi la sanità mondiale. Ma la sanità è nostra. Io quello che dico a tutti quanti, dovete riprendere la vostra sovranità della vostra salute. Il genoma è vostro e quello di ognuno di noi è unico, è unico. Non siamo tutti uguali, per fortuna, anzi, la varietà è la base della biodiversità. Se noi eliminiamo la biodiversità umana, noi abbiamo estinto la specie umana. E bisogna rendersi conto che c'è gente nel mondo che vuole una nuova generazione di umani che siano diversi da quelli che siamo noi. Ma lo scrivono. Non solo l'ha detto il World Economic Forum, voi avete sentito tutti quanti, ma ci sono anche i malati, quello Hariri, quello il filosofo ebreo, giovane, che non capisce niente. Ha detto io ho visto il corpo della gente, ma io l'anima non la trovo là. E vienilo a dire a me che sono chirurgo, che apro ogni volta, ogni giorno i miei pazienti, ti spiego io, se tu non lo capisci che sei un cosiddetto filosofo, te lo spiego io da chirurgo che mette le mani. Ok? Ma indipendente da questo, c'è poi la teoria vera,
quando il direttore generale delle Nazioni Unite, Gutierrez, segretario generale delle Nazioni Unite, scrive nell'ultimo report dell'UNEP, che è praticamente la banca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, ha fatto l'introduzione e nella preface lui scrive: è finita l'era antropocenica. Dice l'uomo antropocene è finito. Adesso dobbiamo lavorare per la creazione di una nuova specie umana, che deve essere inclusa nella tecnologia che stiamo sviluppando. Ragazzi, ma noi sappiamo leggere, no? Perché siamo stati abituati a leggere e a scrivere. Uno che mi scrive una cosa simile, io che cosa devo pensare? Cioè, questo è un altro Hitler, no? Questo ti dice la specie umana va buttata via, l'uomo antropocenico è finito, stiamo creando una nuova specie umana che non sarà proprio umana, ma insomma c'è tutta la tecnologia dentro, che mezzi e mezzi, poi vediamo progressivamente, man mano che progrediamo, ci cambiamo e creiamo una nuova specie. E come Bill Gates quando ha detto, vabbè, questa volta insomma i vaccini non hanno funzionato veramente bene, dopo si è fatto un sacco di soldi, perché ha guadagnato un sacco di soldi, cioè, vabbè, hanno funzionato al 50% nel suo modo di vedere, tipicamente commerciale. Cioè, la prossima volta faremo meglio, la prossima volta, cioè ne uccideremo di più per essere sempre meno, no? Perché questa è la filosofia, era quello che ha detto. Allora in America abbiamo questo grosso problema, c'è questa tendenza tipicamente tecnologica dello sviluppo dell'essere umano che comporta il controllo di tutte le unità umane o umanoidi con il marcaggio e l'omogenizzazione in maniera da avere, dice vabbè, ci fermiamo a 3 miliardi, sono tutti marcati, quindi sappiamo, abbiamo i cluster, quelli che lavorano, quelli che producono, quelli che invecchiano, poi dopo una certa età è meglio che li eliminiamo, mettiamo gli altri, li facciamo in vitro, no? Perché ormai abbiamo queste tecnologie, eccetera, e quindi calmieremo la popolazione mondiale in questo modo. Questa è la logica del cosiddetto Black Swan, del cigno nero, che la teoria, voi penso che alcuni di voi conoscono. C'è l'altra teoria della singularity, cioè che tu crei le ondate successive di epidemia per tagliare progressivamente e cambiare l'assetto e il sistema immunitario della gente. Prendi uno slot e ne metti un altro, prendi uno slot fino a quando hai cambiato completamente 5-6 epidemie come i SARS, hai cambiato l'assetto immunitario delle persone che devono essere vaccinate da loro. Chiaro? Questa è la realtà, questa non è più fantascienza. Se qualcuno dice a me questa che stai dicendo è science fiction, beh, io chiedo ai colleghi albanesi di venire con i Kalashnikov qua e di incominciare a fare un altro tipo di sistema, perché qui siamo nella realtà oggettiva di persone psicopatiche dal punto di vista sociale, che hanno l'ambizione di far sviluppare l'ideologia neonazista con il sionismo, con l'appoggio al sionismo finanziario, è quello che ha creato la seconda guerra mondiale, non è che diciamo delle cose, che adesso è risorto in condizioni più favorevoli, hanno messo tutti i personaggi che erano utili nei paesi occidentali come leader, presentandoli come nuovi leader, basta vedere Trudeau, gli altri, eccetera, e che sembrano rappresentare il nuovo, che il nuovo non sono, perché stanno a servizio dei cartelli finanziari internazionali occidentali, che sono puramente speculativi, non sono per l'interesse della gente, per il controllo della popolazione umana. Ve lo ricordate le campagne che hanno fatto le Nazioni Unite e l'OMS molti anni fa sul controllo delle popolazioni? Lo ricordate, no? Ridurre le nascite, eccetera. Rompevano ai paesi sempre in via di sviluppo, no? Sempre a quelli rompevano la testa. Bisognava in Cina solo un bambino, poi andavi in Cina e giravi, tutti facevano i figli, gli altri non li registravano. E quindi era lo stesso, perché la gente reagisce. Le persone non sono stupide. Quando hanno capito che tu mi vuoi controllare, beh, io trovo i miei sistemi a modo mio, e così facevano in Cina e in India, quindi loro hanno continuato a proliferare. Ovviamente per mantenere questo potere nel mondo occidentale sui paesi cosiddetti terzomondisti non si può più. 2/3 del mondo sono terzomondisti, sono loro che hanno la maggioranza. Non si può andare più a livello delle Nazioni Unite a discutere perché vincono loro nelle votazioni. Quindi bisogna bloccare questo meccanismo.
hanno tolto lo sviluppo sostenibile dalle Nazioni Unite e l'hanno dato al World Economic Forum, l'Agenda 2030, quindi hanno svuotato il programma principale delle Nazioni Unite senza passare per l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È chiaro che poi gli altri paesi terzomondisti si fanno i BRICS. Non ti devi spaventare, non è la guerra in Ucraina, ma che se ne frega la guerra in Ucraina, è una piccola cosa la guerra in Ucraina. Ok. Allora, ritornando all'ultima cosa, perché dobbiamo finire questo argomento, se no poi... I laboratori in Italia. Quindi, ufficialmente, quello che si dice nei corridoi, 20 laboratori in Italia, BSL3, BSL4, eccetera. In realtà, voi lo sapete come si fanno i programmi nazionali, no? Dello sviluppo, come PNRR, nei paesi seri? Si prendono i compartimenti, c'è compartimento agricoltura, compartimento industria. Allora, l'Italia che visione ha nel settore dell'industria, per esempio tessile, manufatturiera? E tu dici, l'Italia ha questa visione, questo è il suo pool, la sua forza, queste sono le sue industrie, eccetera. Quindi abbiamo un equilibrio di questo tipo, noi vogliamo migliorare 10%, 20%. Quindi implementiamo un programma prendendo dei soldi a prestito, con un buon tasso di interesse, dobbiamo andare sui settori che sono produttivi del paese, ma che sono caratteristici del paese. Uno si aspetta di trovare questo, no? Anche in Francia, io ho partecipato, in Inghilterra, ai programmi in questo tipo, molto chiaro. Nel sanitario abbiamo bisogno di 10 ospedali in più, però 10 ospedali che ci vengono a costare molto di più, eccetera. Dobbiamo creare l'industria che sostiene, quindi le apparecchiature, perché se le andiamo a comprare dagli altri, dai tedeschi, dagli americani, costano molto di più. No, quindi è tutto un discorso di questo tipo. Bene, quello che è stato usato in Italia invece è la digitalizzazione del paese, perché c'è stato un Cristo che sta a Londra, che era stato, mi pare, presidente di Vodafone, che ha fatto questo programma della, come si chiama, la rivoluzione, non so come le chiamano qua, 2.0, 3.0, queste fesserie, questi sono slogan pubblicitari alla Renzi, insomma. Allora, però tanto per dire, perché è smart dire così, no? Così, agenda 3.3.4. Allora, c'è uno che da fuori, che non vive in Italia, che se n'è scappato dall'Italia perché sarebbe stato denunziato per le malefatte che aveva fatto una compagnia là, che però è il guru della rivoluzione digitalica in Italia. E dato che c'è la rivoluzione digitalica europea, dobbiamo essere tutti digitalizzati, è così che noi saremo una grande potenza mondiale, come Europa, perché tu mangi praticamente con i software del computer, mangi con i telefonini, no? La gente in mezzo alla strada che non ha i soldi per pagarsi la pizza, no? Però la digitalica è importante, là. Se tu hai il braccialetto così, quello è fondamentale per sopravvivere. Bene. Allora, questo è il paese e dice, riforma digitalica, avremo un'amministrazione fantastica, potremo prevedere tutti i cambiamenti climatici del paese, tutta la riforma del paese, perfetto, un paese perfetto, un paese dei balocchi. Allora dici, va bene, io vado a trovare nel PNR tutto questo programma, no? Dove stanno le industrie che fanno il digitale, quelle che fanno i software, e non c'è niente. Nel PNRR sta queste descrizioni proprio da Paese delle Meraviglie, dice sì, sull'educazione noi dobbiamo implementare, aumentare le infrastrutture educative, le infrastrutture digitaliche, eccetera, e così, no? Tutto molto generico. Sull'agricoltura la stessa cosa, l'agricoltura digitalica. Cioè voi, insomma, andate a piantare i computer e crescete i computer. Che vi devo dire? I computer vegetali, no? Facciamo i computer vegetali. C'è gente che lo pensa, no? Poi ti dicono, mannaggia, però abbiamo bisogno di 150, quanti sono? Forse lo sapete meglio di me, di asili nido. In un paese che non produce figli. Cioè tu chiedi, ma mi state prendendo in giro? E l'Europa ti dice, certo, fai questo. Perché? Perché tu, come sempre, devi andare a seguire la traccia dei soldi e del fondo della bottiglia, come si dice, cosa c'è. E nel fondo della bottiglia trovi, guarda caso, si deve fare un laboratorio BSL3 a Pesaro,
che dell'Istituto di Ricerca Zooprofilattico, che deve studiare estremamente vaccini a RNA messaggero, non solo per gli animali, ma anche per l'essere umano. E così è scritto, quando estrai a Pesaro. Perché a Pesaro abbiamo gli allevamenti intensivi di tutta Italia, che sfamano tutta Italia? A Pesaro non c'è manca una pecora a Pesaro. Va a cercare il lanternino, veramente. Poi Pesaro non è proprio. Poi sta in una zona sismica, una zona di allagamento. Per fortuna che c'è stato l'allagamento. Per cui alla fine, dopo la protesta fatta contro i laboratori, eccetera, il sindaco è stato messo sotto d'accusa perché la gente ha detto facci vedere il progetto, no? Che stava non aveva nessun progetto, aveva solo la promessa di un amico suo che è originario di Pesaro, non voglio dare il nome, però ve lo trovate da voi, che sperava fosse un giorno di diventare direttore dell'istituto là a Pesaro per la parte medica, visto il lavoro in un grande ospedale medico italiano, perché bisogna dire le cose come sono. Sapete, in Italia è così, conosci l'amico, dici allora io conosco Draghi, ti faccio dare un po' di soldi là, eccetera. E adesso Pesaro è stata bloccata, ovviamente c'è anche un'inchiesta della magistratura, però subito c'è. Passiamo ad Urbino, io direi a quelli di Urbino, visto che porta sfiga, scusatemi il termine, che è un brutto termine, Pesaro, non vi prendete il programma di Pesaro ad Urbino, perché il prossimo sarà un terremoto ad Urbino. Ma queste sono le cose un po' da ridere, però poi andiamo a vedere l'Expo di Milano, che è uscito il grande programma, sono non so quanti miliardi, di cui i 3/4 vengono da fondi internazionali, dove ci sarà un altro grande biolaboratorio di tecnologie compresi i vaccini, cioè, questo è ormai una cosa ripetuta. Poi c'è a Roma, sotto l'ex, non so se è ancora presidente della regione Lazio, che ha firmato insieme alla Sapienza un altro polo di biotecnologia d'avanguardia di tipo medio per produrre farmaci a RNA messaggero, vaccini. E poi c'è Siena. E Siena, un altro grande conglomerato dove stanno tutti i grandi laboratori americani, lì compreso Pfizer, stanno lì dentro e metteranno un sacco di soldi. Quindi si mangia. Che bello, cioè io sarei contento, arrivano un sacco di soldi, ma il problema a che pro? Senza parlare dei laboratori militari che stanno arrivando dall'Ucraina e sono stati smantellati, perché lì c'è l'inchiesta comunque delle Nazioni Unite, sono stati i 2 dossier depositati dalla Cina e dalla Russia, sui laboratori che i russi sono riusciti a riprendere, perché era nella stessa mappatura dei centri di difesa nucleare, no? I sotterranei, lì ci avevano messo gli americani tutti i laboratori, quindi i russi lo sapevano, sono andati a beccare i primi tanto per avere la documentazione, eccetera. Allora, la Neyland, che era il sottosegretario di Stato americano, che si è occupato finisco con questo, del programma americano di insediamento dei laboratori militari là, e l'ha detto pubblicamente. Adesso ha detto, dobbiamo imbarcare questi laboratori fuori, li dobbiamo smantellare e distribuirli in Europa. E qual è uno dei paesi che accoglierà questi laboratori? Sta già accogliendo, è l'Italia. C'è anche il laboratorio militare americano in Egitto, dove il presidente egiziano li ha sbattuti fuori, perché non vuole avere rogne, che è arrivato a Sigonella, tranquillamente. Sigonella è una base americana, tu che vuoi, paesi italiani, noi siamo là, siamo americani, lì facciamo quello che vogliamo, hai capito? È un'altra base, però laboratorio di biotecnologie di armi biologiche. E ci sono gli altri, vi lascio il gusto di scoprire gli altri che usciranno piano piano. A Siena sono più di 300 milioni che arrivano solo per la ricerca di base, sono già stati stanziati, cioè quei soldi sono già stati stanziati. Quindi hai voglia il governo attuale a dire dobbiamo rivedere, ma ci sono i soldi, sono stati già assegnati prima. Draghi ha fatto un buon lavoro a questo punto di vista, ha dato già, e quindi quello rimane poi è per gli asili nido, ammesso che l'Europa ti dia il permesso di fare gli asili nido, che non è certo un progetto strategico di sviluppo del paese. Quelle sono le infrastrutture tue, ti devi pagare tu con le tasse tue, non con i soldi, è chiaro?
Allora, questo è lo scenario. E quindi su questo scenario io dico la società civile si deve svegliare, deve prendere atto, deve unirsi, perché ci sono tanti gruppi ormai in Italia, tutti diversi, ma se non vi confluite in una federazione e dite 3-4 assi principali e andate dal governo, qualunque esso sia. Noi italiani, vogliamo questo, questo e questo. Se non ce lo fai, noi facciamo la lotta civile, cioè la class action in mezzo alle strade, boicottiamo i lavori, veniamo sui lavori negli uffici a fare niente. Prendiamo lo stipendio perché tu ci devi pagare, ma noi facciamo niente. La resistenza passiva, come ha fatto Gandhi, che cacciò gli inglesi, li cacciò tutti gli inglesi. E dopo 8 anni l'India ha superato il PIL dell'Inghilterra. E loro hanno detto alla televisione, dice finalmente siamo più forti. Hanno detto con orgoglio. Ma non è che hanno rifiutato quello che di buono avevano fatto anche gli inglesi, le ferrovie, le cose, però hanno detto noi a casa nostra siamo padroni noi. Allora, io quello che voglio dire a voi che siete così gentili da sentirmi, recuperate la vostra sovranità. La sovranità è vostra, non sono né dei politici né dei gruppi industriali, voi siete il cuore e il polmone e la testa dell'Italia, perché l'Italia è stata fatta da voi, dai vostri padri, dai vostri genitori, a tutti quelli che hanno lavorato creando le piccole e medie imprese che stanno distruggendo. Voi avete creato. Qui c'è una storia bellissima qua, io l'ho scoperta adesso perché sono un ignorante in questo settore. Loro mi hanno fatto vedere i vigneti, eccetera. Ho detto, ma è fantastico. Loro mi hanno detto, guarda il prosecco è qui, noi l'abbiamo inventato, l'abbiamo fatto. Dico, io nella mia ignoranza non lo sapevo, anche perché non è che bevo troppi alcolici, cioè, non sono un cultore di queste cose. Professore, sì. Scusi, sì. Ma, non abbiamo più molto spazio. Allora, un solo messaggio sì, vi voglio dare, che è un messaggio un poco crudele, duro, ma io lo posso fare perché appartengo a quella generazione. Quando Malcolm X, voi lo conoscete Malcolm X, l'avete sentito nominare, che era per la sovranità dei black, fa un famoso discorso in cui dice voi black dovete prendervi la vostra sovranità, voi siete una minority, dovete prendere la vostra sovranità. Lui lo dice in una forma che riguardava i black perché lui era black, però dice un'altra cosa. Qual è la lotta? Come si deve fare questa lotta? E lui lo dice in maniera molto radicale, ci sono 2 sole possibilità, ballots or bullets. O ballots, vai al voto, ti confronti, eccetera, democratico, oppure bullets, fai la guerra civile. Non hai altre soluzioni. È brutto dire questo, io non vorrei dire questo, perché l'altro, il dream I have, no? di Luther King è finito male. Lui, Malcolm X, è stato ucciso immediatamente. Ma Malcolm X, la rivoluzione di Luther King è finita male, perché il razzismo in America continua, è anche più radicale oggi di quello che era quando sono andato io 20 anni fa in America. Quindi bisogna capire la storia per capire anche, oggi c'è una nuova resistenza in Italia, quello che io chiamo il quinto Stato, ve lo ricordate l'immagine del quarto Stato, no? Oggi voi siete di fronte alla scelta di creare un quinto Stato per l'Italia del futuro. Questo è il mio piccolo suggerimento, anche l'augurio, perché noi lavoriamo per i nostri figli. Grazie a voi. Professore Joseph Tritto, buonasera. Bene, allora Professore, posso farle una domanda? Allora, apriamo
un po' di tempo per lo spazio alle domande. Mi sembra che ci sia Becciolini Network. Pronto? Sì, buonasera professor Joseph Stritto, sono Stefano Becciolini, editore del canale Becciolini Network e Rete Informazione Europea. Mi sente? Sì. Allora, professore, grazie per questa bellissima serata, veramente molto interessante. Io voglio farle una domanda, però una brevissima premessa. Il 17 aprile del 2023, Treviso Today, quindi proprio Treviso, titolava Falsi Green Pass nel centro medico. Ecco come è stato scoperto l'imbroglio Novax. In pratica i RIS di Parma hanno fatto un controllo incrociato sui campioni di DNA che erano caricati sulla piattaforma regionale. Sì. Ora, io mi ricollego un po' anche a quello che lei diceva prima sulle, io le chiamo bomber DNA, ma secondo lei noi italiani siamo stati mappati geneticamente con il prelievo grazie ai tamponi che abbiamo dovuto fare, che li ha fatti per andare a lavorare? Allora, io quello che posso dire come verità storica, quando c'è stata l'epidemia a Bergamo e a Brescia, voi sapete che è stato il primo sito in Europa che ha avuto l'epidemia proprio evidente, con i morti e con gli ospedalizzati, eccetera. Sono arrivate immediatamente le forze americane della DARPA, quindi le forze militari della DARPA, che sono scese nell'aeroporto di Brescia, che è militare, è un aeroporto della NATO, e hanno requisito i tamponi dei cittadini ospedalizzati a Brescia e a Bergamo, i tamponi di quelli malati, quindi che erano ospedalizzati lì, e li hanno portati in America. Ora questo non lo dico io per supposizione, andate sul sito della DARPA e trovate questa informazione, come pure l'immagine dell'aereo, che era quegli aerei cargo, no, che usano i militari americani, e sta scritto sotto: noi siamo andati a Brescia, siamo atterrati a Brescia, abbiamo prelevato i tamponi, i kit di tamponi dei pazienti di Brescia e di Bergamo e li abbiamo portati negli Stati Uniti. Quindi siamo andati a e abbiamo portato in, ok? Questo è scritto da loro ufficialmente, è quello che noi sappiamo in realtà, perché gli americani volevano sapere chi era quel virus, a chi apparteneva, quel virus che è arrivato in Italia, nella regione più ricca d'Italia, a chi apparteneva quel virus. Questo è il Pentagono, comunque, non era il governo americano. Il Pentagono che ha fatto questa azione, pur sapendo che noi non abbiamo nessun accordo di intromissione delle forze armate americane in Italia. Non è che è arrivata la NATO, intendiamoci, sono arrivate le forze speciali del Pentagono, della DARPA, e sono venuti a prelevare questi tamponi, eccetera. Allora, poi sono arrivati i cinesi, con la storia di dare aiuto, no? Vi ricordate, con il ministro degli esteri dell'epoca, mi pare Di Maio, no? Arrivò ad accogliere i cinesi e venivano. Poi sono venuti a Roma i russi, sono andati allo Spallanzani per vedere il virus che era stato isolato, dicevano, no? In Italia. Quindi perché questa curiosità di questi grandi paesi, che non era quello di dare una mano all'Italia, perché l'Italia ha tutti i meccanismi per avere tutti gli aiuti possibili dall'OMS ma anche dall'Europa, no, era per vedere i ceppi virali che erano arrivati in Italia. È chiaro questo? Lo dico al mio interlocutore. Bene. No, è chiaro però, professore. Allora, però, da questo... Ah, mi scusi, no, vada, prego. Come? Allora, no, vada avanti. Allora, naturalmente, quando tu hai i tamponi, per esempio, quelli Bergamo, quasi tutti Bergamo, non la gente là, come quelli Brescia, eccetera, ovviamente a questi tamponi puoi avere un DNA praticamente completo e quindi caratterizzare il ceppo etnico che sta là. Non è che hai bisogno di 10.000, 20.000, 100.000 tamponi. In genere, quando è gente residente, poi naturalmente le cartelle cliniche sono di accesso per questi enti internazionali, per cui non c'è problema. Ricordatevi che tutte le cartelle cliniche di quelli che sono stati vaccinati, l'accesso di Big Pharma è diretto sul sistema sanitari dei paesi.
cioè loro hanno accesso ai vostri dossier clinici fondamentalmente, quindi sanno tutto di voi, tipo di etnia, eccetera, nessun problema. Quindi non è così difficile fare un'analisi a campionatura delle popolazioni in un certo posto dove c'è un'epidemia, quindi tu hai un'idea del campione genomico di fronte al quale tu stai a confrontarti. Ovviamente c'è un'altra idea anche, sai, c'è quella storia della Gambirazio e gente dice, boh, ma il giudice aveva 10.000 tamponi, non so quanti, vabbè, quelle sono ipotesi, poi vanno verificate, però voglio dire, non hai bisogno di una quantità eccessiva di tamponi o di prelievi per poter definire un assetto genomico di un cluster di popolazione. Ovviamente quelli ospedalizzati sono una popolazione omogenea perché sono tutti malati allo stesso modo, in un certo senso. Quindi è facile già caratterizzare il profilo genomico di quella popolazione malata. E lì li trovi i cluster, è molto semplice. Quando prendi quello vedrai che avrai 2 o 3 cluster, per esempio, no? Dal punto di vista genomico, e quindi puoi raggruppare anche in funzione dell'evoluzione della malattia o della risposta ai trattamenti. Quindi quello che può sembrare una cosa un po' di fantascienza, eccetera, in realtà con i campioni a cluster tu riesci tranquillamente a definire le caratteristiche delle popolazioni dal punto di vista genetico e genomico, tanto è vero che quando c'è stato l'attacco di nuovo degli americani contro la Cina, dando la colpa alla Cina, la Cina ha chiuso la sua banca nazionale di dati genomici che divideva insieme al mondo occidentale. Infatti Xi Jinping ha fatto chiudere la banca, l'accesso alla banca dati genomica dei cinesi, che la stirpe Han fondamentalmente, e 80% della popolazione cinese è stirpe Han, quindi è molto omogenea, e di conseguenza gli americani hanno fatto la stessa cosa di fronte ai cinesi, cioè hanno chiuso le loro banche dati di accesso sulle popolazioni che vengono studiate malattie infettive. Con un altro particolare, vi devo dire, noi europei non abbiamo una nostra banca dati europea centralizzata, quindi abbiamo centralizzato i nostri dati genomici e malattie infettive nelle banche americane, nella banca americana. Quando la banca americana ha chiuso ai cinesi, però ha chiuso anche ai ricercatori occidentali europei. Quindi oggi noi non possiamo entrare nella banca americana per studiare i pazienti europei che hanno i dati lì. Questo tanto per dire lo scenario globale. Il che significa che questo è molto pericoloso, perché si possono creare armi biologiche, come vi ho dette, ad hoc, su delle caratteristiche etniche particolari. Prendiamo per esempio nel sud Italia, c'è l'anemia mediterranea, no? Che voi sapete è stata una malattia che si sviluppa per proteggere dalla malaria, no? Quindi abbiamo perso qualcosa, abbiamo guadagnato sulla malaria. Bene, allora se tu prendi tutti i pazienti del Mediterraneo che hanno l'anemia mediterranea, quindi hanno un profilo genomico particolare, tu puoi creare un'arma biologica che colpisce esattamente questi qua. Ecco, questa è la situazione attuale reale, non è una fantascienza, questa è la situazione attuale reale. Infatti si lavora oggi sui cluster di popolazione e ci sono stati esperimenti in passato fatti per esempio sulle isole tipo Samoa, Tonga. Gli americani hanno fatto gli studi sul vaccino, sul measles, sul vaccino, sugli orecchioni dei bambini praticamente, e hanno studiato le 2 isole, Tonga da una parte e Samoa dall'altro. Sai che tu per evitare questa malattia del morbillo devi dare la vitamina A nei bambini. Dando la vitamina A tu eviti che ci sia la propagazione, perché cambia ogni anno, nelle zone dove è endemico il morbillo, come in queste isole del Pacifico. Bene, gli americani nel 2019 hanno fatto un esperimento. In un'isola non hanno dato più la vitamina A che era data dall'OMS, hanno bloccato l'OMS da dare la vitamina A, e negli altri invece, nell'altra isola, hanno dato la vitamina A. Quindi hanno avuto 2 popolazioni allo stesso ceppo, che però una era deprivata di vitamina A, i bambini, e l'altra. In quella deprivata naturalmente ci sono stati molti morti di bambini, e loro sono arrivati con un nuovo vaccino diverso che riusciva a sormontare la deprivazione di vitamina A.
E questo vaccino era stato fatto al professor Albaric, lo stesso che aveva lavorato a Wuhan. Questi esperimenti recenti del 2019. Andate a vedere su internet, prendete Samoa e Tonga, mettete measles e voi trovate tutta questa storia perfettamente dettagliata sullo stesso cluster di popolazione. Questo è un esperimento che serviva a dimostrare la deprivazione di vitamine fondamentali per la difesa immunitaria, che cosa succedeva di fronte a delle malattie classiche che potevano essere compensate. È successo la stessa cosa per la SARS-2, per la deprivazione di vitamina D. Tutti i pazienti che avevano un livello di vitamina D3, la D3 bassa, sono tutti ammalati di Covid e hanno avuto effetti collaterali importanti dopo i vaccini. E noi abbiamo fatto gli studi in Umbria con il professor David Henderson, dando la vitamina D3 paziente per paziente. Siamo andati a trovare la gente, misurare la vitamina D3, abbiamo pagato noi per fare queste misure nei laboratori, e quando avevi un livello molto basso, al di sotto di 30.000 o 50.000, eccetera, dovevi dare il supplemento. Quindi abbiamo salvato un sacco di gente da questo punto di vista. Quindi esiste la possibilità di fare un'analisi a campione, a cluster della genetica e della genomica delle popolazioni, per utilizzarlo a scopi positivi, ovviamente, come a scopi di altro tipo. E questo è il problema della genetica applicata sulle popolazioni per la medicina preventiva e predittiva. È il motivo per cui quando si incentiva enormemente l'immigrazione da certi paesi ci sono delle ragioni, anche di tipo, chiamiamoli così, pseudosanitario, perché se si inietta in una popolazione omogenea, mettiamo, in una regione, tutta una serie di persone vengono da altri paesi che hanno degli spettri genomici ma anche immunologici completamente diversi. Questo vuol dire che se tu inietti una popolazione che ha delle caratteristiche diverse e vuoi un giorno decidere di cambiare l'assetto della popolazione, cioè far scomparire quella indigena e lasciare la nuova popolazione emergente, manipolando geneticamente con dei farmaci ad attività DNA, lo puoi fare oggi. Questo è lo studio proprio e controllo delle popolazioni dal punto di vista della genomica moderna, che è molto... Non so se ho risposto alla domanda, perché... Grazie, non ho risposto in maniera molto esaustiva. Grazie, Come? professore. Non sento Ha bene. risposto in maniera esaustiva. Mi sente? Ha Sì. risposto in maniera esaustiva. Grazie, grazie professore. Grazie a lei. Allora, mi dicono che alle 11 si deve chiudere e qui siamo già usciti dalle 11, non credo ci sia spazio per altre domande purtroppo, No, anche dai, se è qualche altra interessantissimo. domanda, con la tolleranza. Staremo qui ore ad ascoltarla, professore, per cui dobbiamo chiudere. Allora, direi che abbiamo avuto molti elementi su cui riflettere e decidere come muoverci ora e nel prossimo futuro, perché a quanto pare non c'è molto tempo. Ringraziamo il professor Tritto per questa interessantissima conferenza. Vi ricordo che grazie alla cortese collaborazione di Sergio Capretta di Valdo TV, questa conferenza sarà trasmessa all'interno dei programmi di Valdo TV. Grazie e buona serata.